fare il punto di una situazione dal punto di vista dell'amministratore, perché queste scelte, queste decisioni portano delle conseguenze importanti. Abbiamo ricevuto, potrei dire, invocazioni dai nostri dirigenti scolastici, perché i tagli della riorganizzazione hanno creato dei veri e propri buchi, delle vere e proprie difficoltà di gestione del quotidiano. Perché ancora prima, da 2 anni a questa parte, stiamo vivendo un momento veramente difficile. Il 30 e il 31 dicembre 2013 io ero con il personale delle scuole a firmare dei contratti di lavoro che veramente toglievano il diritto e la dignità a chi lavorava nella scuola. Non lo vogliamo dimenticare, anzi saremo sempre al loro fianco. Ma non c'è solo il personale, ci sono i docenti, ci sono i bambini, ci sono le strutture, ci sono gli impegni presi con i cittadini, un patto che deve essere rispettato. Ed è per questo che vogliamo confrontarci con tutti e con voi e ascoltare le vostre voci. Abbiamo a disposizione il testo che ci è stato inviato dai nostri parlamentari riguardo al ricorso e alla denuncia fatta alla Corte dei Conti, come avevamo promesso ai nostri cittadini, proprio sulla scelta di fare i contratti per le pulizie in un appalto che noi non abbiamo condiviso. È a vostra disposizione, io invito tutti i cittadini, i comitati genitori e i consigli di istituto che ne hanno piacere a chiedercelo, perché è qui a vostra disposizione. Quindi che cosa possono fare le amministrazioni? Alle amministrazioni vengono chieste le cose più diverse, più importanti. Sappiamo bene qual è la situazione strutturale, gli edifici, gli spazi, le aule, le grandi difficoltà, ma ci chiedono anche contributi e il Comune di Mira ha mantenuto una tradizione per la quale veramente l'impegno è importante, di dare dei contributi ai progetti, ai cosiddetti POST, ma non solo, quando si può, come si può, sosteniamo gli interventi per l'innovazione tecnologica. Abbiamo sostenuto progetti altri, perché ci crediamo, assolutamente. Il Comune di Mira non ha istituti superiori, ha il primo ciclo, possiamo dire, la scuola d'infanzia, la scuola primaria, la secondaria di primo grado, e stiamo intervenendo come possiamo. Ma Mira, con le sue frazioni, è l'esempio di questo paese, dove la scuola a tempo pieno, che dovrebbe essere ovunque, per tutte le famiglie un diritto, diventa un bene da presidiare con le forze di tutti, togliendo tutto il resto, perché dobbiamo mantenere questo servizio. Non abbiamo aumentato nessun costo, anzi abbiamo diminuito le rette che le nostre famiglie pagano al nostro asilo nido, 2 volte le abbiamo abbassate. Io non voglio fare propaganda, io voglio rendicontarvi quello che abbiamo fatto, perché a prescindere dovrebbe essere fatto da tutti, sempre, comunque. Non abbiamo aumentato il buon impasto, perché io mi sono sentita dire: se mio figlio mangia la carne a scuola, la sera gli posso dare la pasta all'olio, lo ricorderò per tutta la vita. Non abbiamo aumentato il costo degli autobus e lo scuolabus, perché i bambini hanno tutti il diritto di accedere allo studio. Quindi è in questa prospettiva di tutela e di massimo accompagnamento, consapevoli che stiamo facendo degli errori e che non saremo mai perfetti, che questa sera cominciamo a parlare di scuola nella maniera più corretta, nella maniera, io mi auguro, più sincera da parte di tutti, dove ognuno si prende la propria responsabilità e racconta e rendiconta ai cittadini che ha di fronte quello che ha fatto o non ha fatto. Vi ringrazio e siamo sempre a vostra disposizione. Grazie di essere qui. Scuola, proprio con questi slogan, come diceva il nostro presentatore, di slogan vive, questo governo vive di slogan. Adesso stavo pensando di scuola, io sto in frazione di Milano, qua vicino a Zenigo, e con la bella scuola, vari slogan collegati alla scuola, in cui si dava qualche spicciolo ai comuni per sistemare le scuole,
hanno dipinto le facciate di una scuola un po' fatiscente, ma non le hanno dipinte tutte e quattro, hanno dipinto quelle fronte strada. La cosa è spettacolare, quindi è tutta un'operazione di facciata. Si assiste a questa grandissima manovra molto gattopardiana, in cui tutto cambia perché niente cambi, anzi peggiora, il più delle volte peggiora. E la linea principale che c'è dietro queste riforme è di rendere sempre meno edotti delle modifiche che vengono fatte i cittadini, perché io parlo in particolare della riforma costituzionale che in questi giorni era nel vivo, e quello che si assiste è che i cittadini non possono più decidere. Hanno creato un Senato, prima hanno detto che l'abolivano, adesso hanno creato un Senato in cui parcheggeranno i consiglieri regionali e i sindaci e godranno pure dell'immunità come parlamentari. Quindi se magari sanno che sta arrivando qualche arresto o qualcosa di qualche indagine, magari nomineranno quella persona senatore, così può stare là e nessuno lo tocca, quindi alla faccia della giustizia. Altre riforme della giustizia, anche qui sempre a danno dei cittadini, le riforme delle banche sempre a danno dei cittadini. Quello che si assiste è l'applicazione né più né meno di quello che magari prima faceva il centrodestra, adesso sta facendo il centro-sinistra, ancora peggio di quello che poteva essere. Questo è un po' lo spunto che può essere. Poi magari qualcuno vede che fa riforme, è riuscito a farle dopo 30 anni, nessuno le ha mai fatte. Ovviamente vanno messe alla prova. È stata la finta abolizione delle province, hanno trasformato come Senato in parcheggio dei consiglieri comunali, e quello che si va a eliminare è riformare l'elezione. I cittadini non potranno più eleggere. Tra un po', io dico scherzando che magari si inventerà uno stato di guerra, non faremo una legislatura di 5 anni ma magari di 10 anni. È una preoccupazione. Adesso si spirano venti di guerra dall'Oriente, magari si inventerà qualcosa del genere. Il mago Renzi, ma l'illusionista Renzi, questo è quello che abbiamo stando là dentro, e magari non tutti i cittadini riescono a percepire attraverso l'informazione dei giornali o dei telegiornali. Magari qualche giornalista più attento riesce a capire i difetti di queste riforme, perché ovviamente anche noi diciamo che debba essere riformata, però magari non in questo modo, e veniamo accusati di vogliamo sempre la cosa migliore. Non è mai il momento, ci deve essere sempre la cosa migliore, però se si discutesse un po' più approfonditamente magari le cose si farebbero un po' meglio e non sempre di corsa. Questo è il mio piccolo contributo, poi lasciamo le domande al pubblico, non voglio tediarvi più di tanto. Grazie. Questo da riflettere sulla questione, come dire, della comunicazione e delle informazioni in questo paese, perché poi si chiama buona scuola a prescindere da come è venuta, no? Esatto. È venuta molto male. In 4 minuti è molto complicato fare una sintesi delle tante cose che vengono in mente. La prima, riprendo una cosa che ha detto quando è intervenuta in Parlamento Silvia Chinienti. Io non posso praticamente parlare perché già prima nel PD non ero molto amato, ma sono nel gruppo misto che dal punto di vista dello spazio in cui puoi intervenire è mistico, cioè non puoi parlare perché ci sono i social, non sto spiegando il dettaglio tecnico, ma non si riesce mai a intervenire. Quindi cito una collega più brava di me che diceva: questa riforma trasforma i cittadini da sovrani, come previsto all'articolo 1 della Costituzione, in sudditi, e lo fa con una serie di mosse che sono collegate tutte alle altre riforme, tra virgolette, che sono all'attenzione del Parlamento e dell'opinione pubblica, perché anche in questa riforma c'è il Jobs Act, ci sono i 3 anni con la conferma, anche in questa riforma c'è un uomo solo al comando, che adesso vado velocissimo, che è il dirigente scolastico, anche in questa riforma c'è un tradimento delle promesse elettorali. Io mi sono presentato nel 2013, al di là di quello che abbiamo votato ciascuno di noi, con un programma che diceva sulla scuola che il preside non può decidere da solo perché l'autonomia si fonda sulla collegialità, che è esattamente quello che abbiamo cercato di ricordare tutti quanti in questo dibattito, che ovviamente la legge contesta. C'è una deriva rispetto allo stesso tema dell'autonomia, l'autonomia che è stata contestata da alcuni della riforma Berlinguer, qui prende una piega liberista, privatizzatrice,
e favorevole a quello che hanno sempre detto quelli della destra. E anche qui Cozzolino faceva bene a ricordare, sono 30 anni che non si fa riforme, non è vero, perché queste riforme molto simili le ha fatte Berlusconi nei suoi governi, ma proprio simili, sulla scuola, sulle stesse riforme costituzionali. Non è vero che il Parlamento non l'avesse votata, nel 2005 ha votato una riforma che poi fortunatamente i cittadini bocciarono, speriamo che l'anno prossimo succeda la stessa cosa. Non è vero che non ci siano riforme fatte da destra o da sinistra, perché le hanno fatte tutti gli schieramenti. Tra l'altro io ricordavo i nostri padri, quelli seri della politica, dicevano non usatelo mai il termine riforma perché è illusionistico, rischia di ingannare le persone. E questa riforma in realtà è una riforma molto piccola con molti difetti, con molte preoccupazioni che ne derivano. Le più grandi per me, perché abbiamo 4 minuti e poi ascoltiamo voi, il fatto che aumentino le disuguaglianze. C'è un tentativo di fare diventare delle scuole migliori di altre e di farle per censo, con una serie di trucchi, alcuni sono stati accantonati e saranno riportati nella legge di stabilità, per cui dovremo stare molto attenti. Scuole che abbiano un dirigente, dei professori blasonati, no? Perché c'è un po' questa strizzatina d'occhio, questa idea. L'idea che si debba superare quello che nei convegni dei pedagogisti si chiama mixité sociale, cioè il fatto che poveri, ricchi, stranieri, italiani si devono incontrare in uno spazio pubblico. Ecco, forse su questa parola dobbiamo riflettere molto. I 5 Stelle ci battono tantissimo, la sinistra ha smesso di farlo, non si capisce perché, è una delle tante questioni che noi discutiamo, però insomma lo spazio deve essere pubblico, laico, indipendente, autonomo, uno deve poter insegnare senza paura di perdere il posto perché è inviso a chi? All'assessore, al preside, a chi deve essere inviso un professore? A nessuno, deve sapere fare le cose che gli vengono chieste dai programmi e dal suo status. Ecco, questa secondo me è la cosa più grave. E il motivo, al di là del fatto biografico mio, è che questa è un'idea di società che non va bene, che non a caso precipita sulla scuola. Guardate che non è un caso che sia stata messa così tanta enfasi, che non siano stati ascoltati gli insegnanti che hanno protestato in una misura che i sindacati si sono sempre sognati, perché l'80% non è mai successo come incidenza dell'astensione dal lavoro. C'erano ragioni che noi abbiamo provato ad esprimere in tutte le sedi, in partito, in Parlamento, per spiegare che certe cose stavano prendendo la piega fuori dagli impegni elettorali, ma anche da un tracciato costituzionale, e non c'è stato verso. A un certo punto, e finisco su questo, è stata promessa, se vi ricordate, una grande assemblea, e in mezzo ci hanno messo Walter Tocci, che è un nostro collega del Senato, non si capisce perché sia rimasto nel PD, ma questi sono affari suoi. Tocci, che è molto bravo, lo invitarono a fare il mediatore, a cercare di trovare una sintesi in quella discussione tra chi era l'opposizione e chi in maggioranza. Gli hanno fatto fare un lavoro molto complicato, lui ha scritto anche un libro che uscirà presto, così magari lo ricostruirete, ma la cosa più bella è che non è stato invitato alla riunione in cui si decideva. Non so se mi spiego. Cioè hanno messo una specie di colosseo pieno di gente incavolata, giustamente, lui ha cercato di riportare la riforma a una dignità insomma potabile, non c'è riuscito, non è stato neanche informato, coinvolto politicamente quando si è deciso che cosa fare. E che cosa si è deciso di fare? E sto zitto, di trasformare un disegno di legge in un decreto. Tu prima hai detto che è un decreto, in realtà era un disegno di legge, ma in effetti è diventato un decreto, non si è potuto discutere, si è stata messa la fiducia in Senato, da noi è stato solo una cosa da stadio, come ormai è sempre così, non si riesce mai a trasformare le cose in quel Parlamento, né in commissione né in aula, e questo è il risultato. Dell'assessore, cioè che andava a toccare concretamente quali sono i problemi che ogni giorno un'amministrazione ha nei confronti della scuola. Per cercare di spiegare perché su alcune cose di questa legge, quasi tutte direi, io non sono d'accordo, vi racconto un piccolo aneddoto. Il 1 aprile di quest'anno io ho avuto un confronto televisivo con l'onorevole Zannini. Non so se è stato un mio merito o un mio demerito, ma insomma la prima volta che ha accettato un confronto pubblico alla TV Vaticana io ero una delle 6 persone invitate. Mi era concessa un'unica domanda. Io la domanda che avevo fatto era stata questa: abbiamo degli organici paurosamente sottostimati, ce li abbiamo soprattutto messi in modo tale che rispetto a quella che è una normativa sulla sicurezza che prevedrebbe non più di 25 alunni per classe, grazie al regalo che ci aveva fatto il governo precedente, cioè il governo
Berlusconi, quando all'epoca era ministro l'onorevole Gelmini, sono stati alzati tutti i parametri di alunni per classe, per cui adesso si va a 26, 27, 29, 30, 31 fino a 34. Io insegno in un istituto tecnico di Padova, abbiamo 42 aule, 42 classi, di queste 3 sono a 27 alunni, 18 sono a 28, 29, 30, 31, 32, 33. Stamattina io sono uscito con la mia prima di 33 alunni. Avevo chiesto, è possibile ritornare indietro, almeno su quelle norme, cioè garantire un diritto allo studio migliore, una sicurezza migliore, questo più che per me insegnante, soprattutto per chi viene a scuola per imparare, cioè per i nostri ragazzi. La risposta era stata no, non torneremo indietro perché vi daremo l'organico potenziato, anzi il nome con cui l'aveva classificato, organico dell'autonomia. Ora io non so quanti di voi hanno letto il testo della legge. Il testo della legge consta di un articolo che però è fatto di 212 commi e 485 sottocommi. Diciamo che non è facile da leggere, per cui se uno cerca questo fantomatico organico potenziato deve fare così: tirar fuori i commi 5, 6, 7, 64, 84, 85 e 95 e cercare di metterli insieme. Non è un'operazione semplice, ripeto, anche per chi ha un minimo di conoscenza di queste cose, ritrovare, prendere il filo e collegare non è semplice. Questo organico potenziato dovrebbe constare di 55.000 insegnanti. Le scuole in Italia sono poco più di 43.000, diciamo un insegnante è qualcosa a testa. Già lì io ho delle grosse perplessità che mi possa permettere di fare l'operazione di ricerca. Chi fa pubblicità pro dice che gli insegnanti sono 7/8. Perché? Perché invece che dividere per il numero di scuole, divide per il numero di istituzioni scolastiche. Penso che sappiate, perché l'abbiamo vissuto anche nel nostro territorio, che soprattutto nei livelli più bassi di scuola, infanzia, primaria, medie, molte scuole sono state accorpate, cioè c'è un unico dirigente scolastico che ha in mano 5, 6, 7, a Padova arriviamo fino a 19 scuole, conglobate in un unico istituto comprensivo. È chiaro che se io divido per 8.400 e qualcosa che sono le istituzioni scolastiche, è vero, ho circa 7 insegnanti, però ogni scuola circa 1. 15 giorni fa è uscita una nota del Ministero che spiegava come le scuole devono chiedere questo organico. Io non entro nel merito tecnico di come va fatta la richiesta, però in quella nota c'è scritto che ogni istituzione scolastica riceverà 3 persone. Di norma in Italia vuol dire se te ne do 3, bene, se te ne do 2, non importa, perché tanto è di norma 3. Allora, da 7 sono diventate 3. Non so se arriveranno, ma soprattutto quando una scuola fa richiesta, per esempio, noi per ridurre il numero di alunni di classe avremo bisogno di insegnanti di italiano, di matematica, di lingua, più le materie specifiche. C'è un problema di fondo che per come hanno costruito l'immissione delle persone, non entro nei dettagli tecnici, ma insomma hanno pescato da alcune graduatorie e non da tutte, da altre no. Dalle graduatorie in cui hanno pescato insegnanti di matematica non ce ne sono, insegnanti di informatica non ce ne sono, c'è una serie di materie che sono completamente scoperte. Quindi io chiederò che mi mandino un insegnante di matematica, perché così cercherò di sdoppiare, cioè fare in modo che almeno 3-4 di quelle classi dove ho più di 30 alunni diventino delle classi più piccole. Ma so già quale sarà la risposta: non c'è l'insegnante di matematica, te ne manderò uno di educazione fisica, te ne manderò uno di diritto, te ne manderò uno di quelle graduatorie che sono piene, che non sappiamo dove andare a pensare, e questo significherà inevitabilmente una caduta di qualità ulteriore. L'assessore diceva avremo bisogno di più tempo pieno. Noi l'invito che avevamo fatto all'associazione di cui faccio parte era proprio questo: nelle scuole primarie chiedete l'organico potenziato, specificando più lo volete per mantenere aumentare il tempo pieno. Non andate a chiedere l'imperativo, cioè cerchiamo di arrivare a degli accordi fra scuole in cui le richieste vadano in un senso che serva anche per mettere in chiaro che quello che è scritto nei 212 commi
oltre a poter piacere o non piacere, a me non piace, ma nella stragrande maggior parte dei casi è inattuabile. Il problema è che questa inattuabilità, come al solito, non la sconterà il politico, non la sconterà neanche l'insegnante, la sconteranno i genitori e gli alunni che vengono nelle nostre scuole, e io credo che questo non sia costituzionalmente corretto. Grazie. Effettivamente, dico subito, io sono insegnante in una scuola che è a cavallo tra il territorio del Comune di Venezia e il territorio del Comune di Mira, quindi abbiamo i plessi scolastici di Malcontenta e di Casabioni che sono nel territorio comunale di Venezia, però con utenza anche nel comune di Mira. Quando parlava prima l'assessore Varin, mi venivano in mente una serie di cose riguardanti proprio la funzionalità dell'uno e dell'altro comune, perché è vero che la parte di Comune di Venezia è nella municipalità di Marghera, però è anche vero che ciò che costituisce la gestione dell'intervento del comune della scuola è mantenuta a livello centrale dall'amministrazione comunale, almeno nel caso di Venezia. Ed effettivamente, devo dire, notiamo la differenza. Noi abbiamo un sindaco che da ieri credo vuole vendere i Klimt e i Chagall del museo di Capesaro perché sono modernariato, no? Così ha detto lui a Venezia questo. E a parte così le polemiche, la scuola è quotidianità, è vita quotidiana in uno spazio di adulti e di bambini. È, riferito a quello che diceva il dottor Ongaro prima, è anche il luogo dove si trovano le diverse culture, dove si incontrano le diverse culture, è il luogo che fa da frullatore, in senso buono, diciamo, dell'incontro fra culture differenti, fra etnie differenti, ed è quindi il luogo che, volendo essere ottimisti sulla storia del mondo, diciamo, previene in qualche modo, o almeno diminuisce, diciamo, la possibilità di tragedie come quella di oggi ad Ankara e tante altre che succedono in giro per il mondo. I bambini, e quando le loro famiglie li ascoltano, anche le famiglie, sono fattori di pace, non sono fattori di guerra, tendono a stare assieme, tendono a trovarsi, tendono a incontrarsi, tendono a non avere quegli steccati ideologici, religiosi e così via che hanno spesso gli adulti, e tutto sommato danno proprio il senso in quello che fanno di un incontro positivo, diciamo, fra quelle che sono le culture del mondo. C'è per esempio tutta una gamma di film, per esempio, no, che ripropongono questo aspetto e che trasmettono effettivamente quelle che sono realtà che autenticamente ci sono. Dopodiché il grande imbuto, a parte la legge sulla buona scuola, i suoi 200 commi che dimostrano che non solo il contenuto della legge ma anche la sua forma è ispirata al principio di un uomo solo al comando, no? Perché 200 commi vuol dire che è stata posta la questione di fiducia. La questione di fiducia può essere posta solo su un articolo, per cui quelli che sarebbero stati articoli sono diventati i commi di un unico gigantesco articolo 1 che il deputato e il senatore ha dovuto votare in blocco sì, mi correggano casomai gli onorevoli presenti, o in blocco no, quindi già da questo c'è, come dire, un qualcosa di fondo significativo. Dopodiché è stato dato questo superpotere ai presidi, che fra l'altro i presidi più assennati tutto sommato non vogliono, fra le altre cose, ma che comunque non c'entra proprio niente con quello che è un ragionare di collegialità anche nei termini in cui lo si può presentare dei bambini di seconda elementare o a dei ragazzi di 15-16 anni. È assolutamente fuori da questa logica, è dentro ad una logica molto americana, per cui uno ha tutti i poteri e contemporaneamente tutte le responsabilità. Se riesce ad ottenere, dai dei risultati; se non riesce ad ottenere, ti cacciamo via in qualche modo, dice loro il governo, e loro sono stretti dentro questa esigenza che senza alcun dubbio porterà le scuole che investono nelle situazioni più difficili ad essere indebolite e porterà a dare forza alle scuole più forti. Noi abbiamo, l'Istituto Comprensivo mio e le scuole del Comune di Venezia che gli assomigliano, una realtà fatta di piccoli plessi. I piccoli plessi per tutto un periodo si è ritenuto come senso comune che era meglio chiuderli e raccorparli, dopodiché si è visto che erano la sopravvivenza delle comunità locali. Mi viene in mente Casabioni, mi viene in mente Babiago, eccetera, no? Sono la sopravvivenza e non solo, ma sono anche un volano culturale per le comunità locali. Nel tempo di un'organizzazione flessibile della scuola è possibile dire manteniamo basso il numero degli insegnanti, cioè non vengono fuori le classette di 8,
perché ad esempio accorpiamo ginnastica fra terza e quarta, accorpiamo disegno fra 2 classi e così via, no? E quella scuola diventa una scuola viva. I casi di Cassabioni, di asseggianti di Sant'Erasmo, per esempio, un'isola della Laguna di Venezia che ha mantenuto la sua scuola, lo stesso la zona di Cassavio, sono significativi da questo punto di vista. Quella comunità locale si specchia nella scuola. Dentro la scuola ha la biblioteca gestita dai genitori, ai corsi che i genitori fanno di biodanza, di quello che è attività di vario tipo che si svolgono e che rappresentano un modello dove l'essere in 40-50 non è più asfittico come si sarebbe detto 20 anni fa, perché ci sono i computer, perché ci sono i social network, c'è la possibilità di andare in giro anche per gli insegnanti, i bambini, per le altre scuole e così via. No? Questo è un esempio di un male che in qualche modo è diventato un bene, con contraddizioni ovviamente, non è detto che, però è diventato in qualche modo un bene. Il grande imbuto di tutto questo sono i soldi. Questo è il nodo di tutto. Se uno è sostenitore della buona scuola e alza la mano, dovrebbe fare sciopero prima di quelli che non sono sostenitori. Nel senso che i soldi sono il grande imbuto di tutta la storia, il fatto che le scuole non possono funzionare. Io non posso organizzare laboratori se ogni pomeriggio ho 4 o 5 bambini che mi si aggiungono perché una classe viene divisa in quanto non vengono mandati i supplenti. Io non posso stare al di sotto degli standard normali di pulizia delle mense o dei bagni della scuola perché non ci sono soldi per pagare il personale ausiliario e poi magari si scopre la cosa di far fare d'estate la pulitura della metà di sotto delle pareti delle aule, perché quello è possibile affidare alle signore che si occupano delle pulizie e altrimenti ci sarebbe bisogno di un operatore di gratuità. Sono follie queste, sono follie. Noi viviamo in una situazione di debolezza economica fortissima dove a un certo punto anche la buona scuola o no viene a essere posta abbastanza in sottofondo. E questa è la grande contraddizione di oggi, la cosa rispetto alla quale abbiamo proprio bisogno dell'attenzione delle amministrazioni comunali, che appunto ringraziamo, quelle che sono attente a questo, e dei cittadini, sia in quanto genitori e sia in quanto cittadini. Grazie. Avuto un ascolto da parte del governo su quello che chiedevano i cittadini, ossia una riflessione su questa riforma. Lo stralcio delle assunzioni, le assunzioni venivano viste come erano il ricatto al Parlamento e il ricatto all'intera società, quindi noi dobbiamo far partire le scuole a settembre, quindi dobbiamo approvare la buona scuola, il pacchetto completo, il maxi emendamento. Ovviamente questo è stato sconfessato dai fatti perché le 148.000 assunzioni promesse all'inizio, 148.000 non uno di meno, ecco ad oggi vi devo dire i dati ci dicono che sono stati assunti 36.000 insegnanti, che sono esattamente quelli che sarebbero stati assunti senza la buona scuola, ossia 21.000 hanno coperto i pensionamenti e 15.000 sono stati, erano i posti sul sostegno degli insegnanti di sostegno stanziati nel 2013 dal decreto Carrozza. Quindi ad oggi assunzioni zero. Poi ovviamente c'è tutto il discorso dell'organico del potenziamento, quindi di questi 55.000 che verranno presi e messi in questo limbo in cui saranno costretti non solo ad essere assoggettati al volere dei presi, a cambiare scuola ogni 3 anni, avranno uno stravolgimento del loro status giuridico e professionale perché non faranno più i docenti, non insegneranno su cattedra ma potranno essere messi a fare qualunque cosa, no? Addirittura insegnare su materie per cui non sono abilitati. O fare dopo scuola, fare insomma tutta una serie di attività che chiaramente dopo magari 20-30 anni di precariato sarebbe stato carino quantomeno non punirli in questo modo, ma questo nasce tutto dal fatto che è un grande bluff. Questo piano assunzionale è un bluff perché non è partito dal fabbisogno reale delle scuole, quindi appunto ci sarà questa ridicola manovra del richiedere alle scuole quali insegnamenti intendono potenziare, ma poi gli insegnanti all'interno delle graduatorie ad esaurimento non avranno le competenze per fare informatica, matematica, lingue e quindi perché per la maggior parte delle graduatorie ci sono abilitati in diritto e in materie letterarie, mentre appunto nelle materie scientifiche, specialmente al nord Italia, non ci sono professori, quindi la supplentite non verrà abolita, quest'anno avremo più supplenze annuali dell'anno prima e le scuole in questo momento sono proprio nel caos. Ma io volevo fare una breve parentesi sul fatto di come è stata approvata questa
questa riforma, dicevo prima, riforma appunto, quello che è, dicevo prima, senza ascoltare nessuno appunto, addirittura con l'inganno, perché prima della fiducia sono state promesse nuove consultazioni, 2 giorni prima della posizione della questione di fiducia al Senato erano state promesse nuove consultazioni, quindi anche proprio veramente un prendersi gioco dell'opinione pubblica e questa arroganza, devo dire, questa violenza, il fatto che questa riforma sia stata fatta contro tutto e contro tutti è il dato più significativo per me. E in questo momento, volevo fare questa breve parentesi, c'è anche un altro provvedimento in Commissione Lavoro, io sono in Commissione Lavoro, un provvedimento di 3 righe, un decreto Colosseo cosiddetto, che dimostra ancora una volta veramente l'arroganza di questo governo e di questo figuro che ci troviamo come premier. C'è stata appunto un'assemblea legittima autorizzata dalla sovrintendenza al Colosseo qualche giorno fa, che ha ritardato l'apertura del Colosseo di 3 ore, dalle 8 alle 11 del mattino. E subito Renzi, Franceschini, la sottosegretaria alla cultura Barraccio hanno fatto dei tweet imbarazzanti, addossando la colpa di questa chiusura del Colosseo, quindi questo danno d'immagine dei turisti che stavano fuori in coda, addossando la colpa ai lavoratori che non venivano pagati da 11 mesi, non venivano retribuiti per la parte di salario accessorio di straordinari che avevano fatto apposta per tenere aperto il Colosseo durante l'estate, perché sono 27 dipendenti al Colosseo, immaginate, che tengono aperto 11 ore al giorno per 363 giorni all'anno, quindi facevano gli straordinari, contratto bloccato. Hanno voluto indire un'assemblea, la sovrintendenza, quindi il Ministero, l'ha autorizzata e a fronte di questa chiusura appunto la propaganda renziana, cioè Renzi ha twittato appunto è uno scandalo, non lasceremo la cultura in mano a questi sindacalisti contro l'Italia, lo stesso Franceschini, la Barraccio ha parlato di reato, non sapendo forse che il reato di sciopero è esistito solo in epoca fascista, e quindi è uscito alla sera un decreto di 3 righe che inserisce la fruizione dei beni culturali fra i servizi pubblici essenziali. Fondamentalmente adesso i dipendenti dei beni culturali che si occupano appunto di tenere aperti i musei, ma anche tutte le biblioteche, tutti i luoghi di cultura, non potranno più scioperare se non assoggettati a determinate regole che sono quelle dei servizi pubblici essenziali e potranno essere precettati se non lo fanno. Ma al di là del merito della cosa, che potrebbe forse anche essere condivisibile se inserita in un discorso di mettere al centro la cultura italiana, al di là del merito è proprio il metodo che non va bene. Cioè questo decreto è stato venduto come una punizione a questi lavoratori che hanno fatto questa assemblea, peraltro confondendo che l'assemblea non c'entra nulla con lo sciopero, ed è stato qualcosa di veramente di offensivo nei confronti di quelli che dovrebbero veramente essere considerati lavoratori essenziali per il nostro paese. E noi ci troviamo ogni giorno provvedimenti di questo tipo, in cui è anche difficile trasmettere all'opinione pubblica quello che sta succedendo, perché è evidente che noi ci troveremo adesso a dover contrastare questo decreto, ma non per, ripeto, il merito, ma per come è stato fatto e perché non è questa la priorità della cultura, non è impedire a quei lavoratori di fare uno sciopero se non vengono pagati, perché poi ricordiamoci che lo sciopero deve anche avere l'effetto di creare un po' di disagio, e in tutti gli altri paesi hanno tenuto il Louvre e la Tour Eiffel chiuso 3 giorni perché facevano sciopero, quindi non è successo nulla in altri paesi. La vigilanza dei beni culturali è già un servizio essenziale, quindi, per cui noi ci troveremo però di fronte a una propaganda folle che ci dirà Movimento 5 Stelle per il movimento non è importante la cultura. È tutto così, è tutto uno scontrarsi contro questa arroganza, questa violenza. Però devo dire che questa volta per fortuna sulla scuola c'è stata una risposta forte dei cittadini, mobilitazioni, flash mob, appunto lo sciopero. Davvero questa riforma non ha nulla al suo interno, cioè ci chiediamo per chi sia stata scritta, con quali finalità, cioè a quali esigenze va a rispondere, perché se noi ci mettessimo qui a scrivere una riforma della scuola tra di noi, verrebbero fuori parole che nella buona scuola non ci sono neanche: inclusione, pedagogia,
appunto alunni per classe, dispersione scolastica, i contributi volontari, il diritto allo studio, parole che non esistono nella buona scuola. Quindi io voglio ringraziare Pippo per non aver votato la buona scuola e per aver avuto il coraggio che ha avuto e che insomma, se anche altri suoi colleghi avessero, forse sarebbe più facile veramente riprendersi quello che ci stanno portando via, che è veramente tanto. Noi stiamo mettendo in campo mobilitazioni, ma soprattutto serate come questa, di informazione, di sensibilizzazione della cittadinanza, perché crediamo che in questo momento sia importante sfruttare l'unico miracolo che Renzi ha realizzato, cioè l'unione del mondo della scuola, il fatto che tutti siano d'accordo nel considerare questa riforma un attacco non alla scuola ma alla democrazia. Quindi io sono contenta di essere con voi stasera e vi dico che dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo costruire un fronte comune per riprenderci quello che ci stanno togliendo. Grazie. Noi abbiamo invitato tutte le forze politiche presenti nella Commissione Cultura e Istruzione. Quindi sono stati invitati tutti. Non tutti hanno dato disponibilità, come vedete siamo solo alcuni, altri hanno riferito che avevano altri impegni e comunque non avrebbero partecipato. Ci tengo a dirlo per correttezza e per trasparenza. Grazie per l'invito e grazie a voi per essere qui e un saluto. Sì, sono da poco stata eletta consigliera regionale del Movimento 5 Stelle in Regione Veneto e posso dire che già da subito abbiamo ottenuto come gruppo dei risultati importanti. Tra questi vi è proprio l'approvazione in Consiglio, uno dei primi, di una nostra mozione che impegna la Giunta a promuovere ricorso diretto alla Corte Costituzionale per vizi di legittimità costituzionale che abbiamo ravvisato in questa riforma, in questo DDL appunto, che perlomeno sono tre. Si è discusso prima appunto degli effetti, delle conseguenze negative che ricaderanno su alunni, insegnanti e personale e anche sulle procedure poco democratiche che hanno portato all'approvazione di questo disegno di legge appunto. Noi invece abbiamo deciso di concentrarci sugli aspetti che riguardavano appunto la legittimità, quindi su aspetti giuridici, proprio per avere un'arma in più per andare a contrastare questa riforma che per noi è assolutamente scellerata e non cambiata, proprio per dare una risposta a tutte le proteste che ci sono state in questi mesi da parte di tutto il mondo della scuola e questo perché noi non vogliamo che vi siano scuole di serie A e di serie B come alunni e come insegnanti. La scuola è un diritto e la Costituzione appunto salvaguarda alcune competenze fondamentali che sono anche che possono essere dello Stato, ma in questo caso la riforma va a toccare competenze specifiche esclusive della Regione ed è questo uno dei motivi che noi andiamo a sollevare in questo ricorso alla Corte Costituzionale. E non è un caso, a mio avviso, che di questo si parli proprio in un'amministrazione 5 Stelle. Come sappiamo il sindaco di Mira è appunto un esponente del Movimento 5 Stelle e noi come Regione Veneto siamo stati i primi a promuovere questa mozione che poi è stata emulata da varie altre regioni e siamo riusciti a portare avanti questo grandioso risultato appunto che è stato per fortuna recepito da ZAI e dalla Giunta. Quindi il mio invito a voi è quello di scriverci, di chiamarci, di farci conoscere i vostri problemi, le vostre osservazioni. Cerchiamo sempre di dare una risposta a tutti, sempre dando la massima disponibilità. Se volete anche venire a incontrarci a Venezia, siamo più che
più che disponibili, ben volentieri ad ascoltarvi, perché abbiamo anche noi molto da imparare in questo momento iniziale. Insomma. Grazie. Grazie dell'invito. In realtà, siccome mi occupo come associazione professionale, tra l'altro abbiamo costituito in Veneto un forum di associazioni professionali, siamo 9 associazioni proprio per dare valore, non nel senso della valorizzazione che è scritta nella legge, alla professione docente, che mi pare una cosa fondamentale. Insomma, volevo provare a declinare concretamente una delle ragioni per cui questa legge non mi piace. Provo a farlo proprio con un riferimento concreto nei 4 minuti che mi sono stati dati, perché c'è un elemento positivo, ma questo elemento positivo nasconde in realtà un pensiero. Allora a me pare che qui ci sia in questa legge una declinazione, una deriva che credo potrei definire, spero che mi si attribuisca un carattere ideologico, però davvero c'è nel nostro mondo, in Europa, nel mondo, una deriva liberista, e questa legge la recepisce per molti aspetti. Provo a declinarne uno, ed è la questione della formazione in servizio del personale docente, che è una roba concreta e che è importante e che è stata fatta passare come sì, lo facciamo perché i docenti non si formano. Non è vero, molti docenti si formano, non tutti, ma molti si formano, e devo dire ad onore degli insegnanti del Veneto che quando nel 2006 facemmo le assemblee di consultazione, allora ero segretario regionale dell'FLC per il contratto, che poi venne siglato nel 2007, l'assemblea dei delegati propose di inserire la formazione obbligatoria del personale docente, perché ci sembra una cosa importante. Certo, poi va concretizzata, va finanziata. Per essere anche qui concreto, oggi il contratto recita usa la formula diritto-dovere, diritto del docente ad essere formato, dovere dell'amministrazione ad assicurare la formazione. Io sono per la formula dovere del docente a formarsi, dovere dell'amministrazione a fare la formazione. Che cosa fa la legge? Non arriva neanche prima, però arriva e dice che la formazione in servizio ha carattere, è obbligatoria, permanente e strutturale. Sono parole importanti, parole pesanti, parole significative. Si tratta di capire che cosa si vuole fare poi concretamente. E la finanzia con una somma non da poco, 410 milioni, non sono pochi, sono tantissimi ma non sono pochi. Pensate, per avere un criterio di paragone, che il decreto Carrozza lo finanziò la formazione con 10 milioni, siamo nel 2012, correggimi, dico se sbaglio, con 10 milioni. E poi di questi 10 milioni alcuni vennero prelevati quando si raschiò il fondo del barile per gli 80 euro famosi, li hanno presi anche da lì, come dire, no, se la formazione è importante o no. Pensate che all'epoca, sempre il decreto Carrozza, venne finanziato con 1.400.000 lire, 1.400.000 lire la formazione degli insegnanti del primo ciclo, circa 400.000, sulle nuove indicazioni nazionali. Anche qui, per avere un termine di paragone, 1.400.000 euro era la somma che ogni 15 giorni un certo signore del nostro paese doveva dare alla moglie per via del divorzio. Questo prevedeva la sentenza veloce. 410 milioni, ripeto, comunque non sono pochi. Qual è però l'invito? Che il governo e il Parlamento fa una scelta. 40 milioni vengono assegnati all'amministrazione per finanziare la formazione che parte dall'amministrazione. 370 vanno a finanziare la carta, cioè 500 euro per ogni docente per la sua formazione personale. Allora lo squilibrio è evidente, 40 milioni, 370 milioni. Ci dice qualche cosa questo squilibrio, voglio essere chiaro. Io sono convintissimo che il docente abbia anche bisogno di fare una sua formazione personale e che se la ricava. La dico con un esempio che non vorrei sembrasse troppo banale. Per tutti è importante andare a teatro, andare al cinema, andare a visitare i musei. Per il docente di più, secondo me, perché fa parte di un bagaglio per il quale dopo riesce a entrare in sintonia con i docenti. Questi 500 euro finanziano poi anche la partecipazione a corsi, l'acquisto di software, di libri, eccetera. Perché
devo sottolineare questa che ho definito un po' una deriva liberista? Perché io penso che, pur essendo corretto e giusto secondo me, che i docenti abbiano a disposizione una somma da spendere individualmente, qui viene fuori l'idea però che il docente lavora come persona singola. Non c'è un vincolo, noi l'avevamo anche proposto come proprio, cioè di dire lasciamo questi 500 euro e però pensiamo di vincolarne magari una parte, 100, 200, non per aggiungersi ai soldi dell'amministrazione, ma perché in ogni collegio docenti, gruppi di docenti che si vogliono autoformare facendo i loro percorsi, le loro scelte, siano liberi di poterlo fare insieme. Perché il valore della docenza, io la dico drasticamente, esagero un po', però secondo me il docente che lavora da solo è finito, non esiste più, non esiste sul piano delle relazioni, non esiste sul piano della didattica. Per attivare una didattica che sia laboratoriale su tutte le discipline, il laboratorio non è solo quello di fisica, anche l'italiano si insegna con la didattica laboratoriale, anche le scienze, anche la storia, anche la matematica, bisogna che i docenti lavorino insieme, che lavorino in gruppo. Questa è una strada tutta da sperimentare, che molti docenti già fanno, in tutti gli ordini di scuola, ma non è generalizzata, e la spinta alla formazione individuale secondo me non aiuta questo processo. A me pare che questa cosa sia uno degli elementi significativi per i quali io pensiamo come associazione che questa legge davvero non ci piace. Ho voluto andare sul concreto per dare un riferimento preciso. Grazie. Marco Lodoli, che è uno scrittore che ha fatto un po' il ghostwriter per la commissione di preparazione. A Renzi piacciono queste cose, così come al sottosegretario Faraone piace molto l'altra scrittrice che si chiama Paola Mastrocola, che in un libro che si intitola Tolgo il disturbo ma poi non ha mantenuto l'impegno, scrive che due fra i massimi responsabili del degrado della scuola italiana sono Gianni Rodari e Don Lorenzo Milano. Io sono il coordinatore di un'associazione nazionale, non sono un insegnante, faccio il ferroviere, ma poi vi racconto velocissimamente perché sono qui. Sono il coordinatore di un'associazione nazionale che si chiama Rete di Cooperazione Educativa, con evidente e non casuale riferimento all'MCE degli insegnanti. C'è Speranza se accade A, con evidente e non casuale riferimento a un libro di Mario Lodi, col quale io ho avuto la fortuna di lavorare per molti anni. Angelo Panebianco, la Mastrocola sarebbe d'accordo, in un articolo sul Corriere della Sera aggiungeva Mario Lodi come terzo nome dei tre che hanno distrutto la scuola italiana. Questo per dire, primo velocissimo flash, che la buona scuola esiste già, che ci sono miliardi di esempi nella scuola italiana di bravissimi insegnanti, non solo, e che a volte esiste anche con poche risorse. Si tratta molto di capire come si lavora, perché se la risposta è non c'è tempo, devo finire il programma, fare cattiva scuola ci si mette lo stesso tempo che fare una scuola fatta bene. E se in un piano dell'offerta formativa di un comune come il mio, 13.000 abitanti, il comune finanzia 50.000 euro e di questi 14.000 vengono spesi per fotocopie, qualche problema me lo pongo sul metodo didattico di attività e sull'uso delle risorse. Secondo, molto velocemente, devono starci i genitori dentro questo ragionamento, oltre agli insegnanti, quindi raccolgo in qualche modo l'invito dell'onorevole Chimienti. Terzo, velocissimamente, portate pazienza. A me è capitato quest'estate di doverla difendere il decreto 107 sull'attacco rispetto al comma 16. Sotto gli ombrelloni su WhatsApp le famiglie del Veneto in particolare, ma non solo, anche quelle della Lombardia e della Toscana, hanno discusso del gender, che è una cosa che esiste poco, quasi per niente, portate pazienza. Però mi capita di avere un figlio gay che abita a Verona, che ha organizzato con altri il Pride veronese a giugno. Se avete mezz'ora di tempo andate a vedervi diretta Verona di Telenuovo dell'altro giorno con un rappresentante dei cattolici tradizionalisti che discuteva con mio figlio, non per vedere mio figlio ma per farvi 4 risate sui cattolici tradizionalisti che propongono le pene corporali e la pena di morte per gli omosessuali. Credo che anche questo punto vada discusso, magari parlando di unioni civili, che non è il tema di oggi, quindi non voglio spostare l'argomento, ma su questo tema che sembra secondario, secondo me è un ragionamento che dobbiamo fare. Vi ringrazio. Non sono un collaboratore scolastico se non un poco, perché quando eravamo in 7, una scuola media grande di 300 ragazzi,
Si poteva sostituire chi era malato, guardare i ragazzi che combinavano i disastri durante gli intermedi, controllare, guardare, vedere. Adesso in 4, 2 la mattina e 2 a fare le pulizie, capite che non si può tanto fare. Altrettanto le classi pollaio. Io ci tengo anche a mio figlio dentro la buona scuola, non alla mala scuola che è la legge. Io farei cambiare proprio il titolo, mala scuola di Renzi. Attualmente, come ha detto il Presidente, va abbastanza bene, quindi potremmo anche dire che abbiamo una buonina scuola, quindi dobbiamo cercare di non distruggerla. Ecco, se i ragazzi dentro una classe piccola, quindi con 5x5 sono in 26, capite che non c'è solo un problema di tanti ragazzi classe pollaio, ma c'è la 6x6, quindi metri quadri in base ai ragazzi. Io dico sempre agli insegnanti, guardate che potete rifiutarvi di cominciare la lezione il primo giorno dell'anno, perché vi mettete nei guai, perché dopo il giudice, se succede un casino, non va dal preside, va da voi insegnanti che avete accettato, ma il preside si è preso la sua responsabilità, un bel picchio, il giudice viene sempre da voi. Dopo, Piazza Pulita l'altra sera ha presentato un libro di uno che scrive come far andare i figli all'estero, perché ha detto che l'Italia è distrutta, no? E quindi argomentava come primo argomento del perché l'Italia è messa così male, proprio perché la scuola è distrutta, e quindi è il primo argomento che dobbiamo affrontare. Io ho una domanda da fare che non mi è chiaro, per quanto, e mi collego a quello che ha detto il signore prima. Esiste o non esiste questo genere, chiamiamolo come vogliamo, e in che cosa consiste? Perché questa è probabilmente la domanda, e chi andrà ad insegnare ai nostri figli, e se esiste ancora, cioè appunto questo patto di stabilità anche per noi, che a nostra insaputa, se abbiamo firmato o non l'abbiamo firmato, in quanto io ho una ragazzina che è in seconda media e in realtà a me nessuno della scuola mi ha dato questa informazione, se devo firmare o meno, quindi grazie mille. Veneto e la Lombardia sono le due regioni in cui più si sta diffondendo questa mistificazione vergognosa, e questa veramente non so come definirla, perché sono un po' arrabbiata perché mi capita spesso di dover rispondere a questa domanda. La parola gender è l'ideologia o la teoria. Gender non esiste. Non esiste perché non c'è nessuno studio che dimostri la sua esistenza, è un modo, ideologia peraltro è una definizione, poi magari se volete intervenire dopo, però è una definizione negativa, no? Ideologia porta in sé qualcosa di negativo, ideologia gender, e viene utilizzata da ambienti cattolici, estremisti e associazioni come Giuristi per la Vita, Pro-Life, eccetera, che fanno della propaganda, la stanno facendo negli ultimi mesi soprattutto, perché c'è un testo che è nelle unioni civili, il testo del Cirinna al Senato, che deve essere a tutti i costi bloccato. Allora c'è una certa politica e certe associazioni che, ovviamente refrattarie da secoli al progresso e al fatto che vengano riconosciuti quelli che sono dei diritti sacrosanti, i diritti civili alle persone omosessuali, che cercano di strumentalizzare i bambini e di spargere il terrore nella società e tra le famiglie per fare pressione su un altro fronte. Perché ci sono state tante adesioni al Family Day e c'erano migliaia di persone in quella piazza? Perché c'era la strumentalizzazione del gender. Allora io adesso si può dire tutto sulla buona scuola, qualunque cosa, tranne che contenga l'educazione
educazione sessuale con sessualizzazione precoce dei bambini fin dagli 0 anni, che verranno messi a fare masturbazione assistita di gruppo e pratiche vergognose che sono state descritte in delle catene di Sant'Antonio che giravano dappertutto, me ne arrivavano di continuo, ok? Questo era terrorismo psicologico vero e proprio. C'è stato un episodio di una dirigente romana che si è permessa di emanare una circolare, sono andati già gli ispettori e si trova nei guai perché ha fatto un abuso d'ufficio, si è permessa di emanare una circolare in cui informava i genitori che da settembre sarebbero partiti questi corsi in tutte le scuole e che quindi loro dovevano assolutamente attivarsi e andare a vedere il sito del Family Day appunto e partecipare. Allora, l'ideologia non può entrare a scuola. Non può entrare perché nella buona scuola, nel comma in cui si parla, dell'educazione alla lotta, vi dico il testo com'è, educazione alle pari opportunità e al contrasto di tutte le discriminazioni. Cioè a questo noi non ci possiamo opporre, al fatto che i nostri figli vengano formati a delle basi di civiltà e di tolleranza e di educazione al diverso, al rispetto della diversità, per combattere non solo il bullismo omofobico, quindi non solo il fatto che la vera emergenza che abbiamo in Italia, il fatto che i bambini, i ragazzi vengano discriminati in ambiente scolastico universitario perché magari il ragazzo ha la voce da femmina o la ragazza vuole giocare a pallone. Noi dobbiamo spiegare ai nostri ragazzi che questo è sbagliato. Questo è un passo di civiltà, non si vuole assolutamente far fare nulla di strano ai bambini. Noi abbiamo una proposta di legge come Movimento 5 Stelle per introdurre l'educazione all'affettività in tutte le scuole. Non si tratterebbe della fascia né dell'infanzia né della scuola elementare, ma della scuola media e del biennio delle scuole superiori, perché crediamo che questo è fondamentale non solo, dicevo, per il bullismo omofobico, perché finalmente dobbiamo diventare un paese civile in cui gli omosessuali non vengono discriminati, ma anche per contrastare la violenza di genere, la violenza contro le donne, per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, per fare della prevenzione e contrastare la pedofilia. Allora, questi temi non sono un tabù in nessun paese del mondo tranne che da noi, dove si vede il marcio e il peccato ovunque. Io vorrei sapere quali sono stati gli abusi che ci sono stati qui in Veneto e non so dove, che ci sono state lezioni. Io vorrei sapere avere delle testimonianze dirette che ancora non ho avuto, però vi posso garantire che nella buona scuola c'è tutto il marcio possibile, ma non c'è questa cosa, non hanno neanche inserito la parola orientamento sessuale, che era quello che noi volevamo, a cui noi tenevamo, perché si deve combattere lo stereotipo di genere, si deve combattere che è quello che provoca le discriminazioni. Il fatto di dire tu sei donna, tu devi stare in cucina e devi curare i figli, tu sei uomo, tu devi essere macho e devi giocare a calcio, altrimenti non sei uomo. Questo non è il sesso biologico, non ha nulla a che vedere, quindi non è che tu spiegando al bambino o al ragazzo che è sbagliato discriminare una ragazza che gioca a pallone piuttosto che un maschio che appunto ha delle movenze femminili, per esempio. Allora non è che lui cambierà idea sul suo sesso biologico, non cambierà idea sul suo sesso biologico, se questo è il timore della teoria gender. La teoria gender dice che c'è il rischio che spiegando ai bambini che lo stereotipo di genere non esiste, loro possano cambiare idea sul loro sesso e scegliere da grandi se diventare uomini o donne. Allora questo va contro qualsiasi studio. L'Ordine degli psicologi italiano si è ovviamente espresso su questo, come quello dei sociologi. Ci sono fior di studi sulle teorie opposte a questo, cioè sul fatto che si va nella direzione invece appunto di combattere le discriminazioni e i pregiudizi, e lo si può fare solo molto presto. Per quello hanno fatto partire queste sperimentazioni anche negli asili nido, perché nei primi anni di vita che si forma lo stereotipo di genere. Ma noi come Movimento 5 Stelle nella nostra proposta invece vogliamo lasciare da parte questa fascia di età, vogliamo rivolgerci con un dialogo, con un dibattito ai ragazzi più grandi che possono capire. E per favore informatevi quando vi arrivano queste catene di Sant'Antonio. Qui in Mira con le persone che ci sono a Mira. È
le sue fazioni. Con i docenti, molti li conosco qui oggi, stasera, li ringrazio, di tutti gli ordini, ogni grado presente, con i genitori, con i comitati, sono qui perché ci credono. Con loro noi stiamo facendo ormai da tempo progetti e iniziative nelle scuole contro la violenza. Non parliamo di gender, concordo pienamente con ciò che ha detto Silvia. La mia formazione è di storica, storia delle donne, cerco di mettersela dentro da tutte le parti, perché finché non insegniamo il rispetto e non la tolleranza, il rispetto, non andremo da nessuna parte. E a Mira abbiamo fatto uno sportello donna che fa progetti sul territorio, lavora con le scuole e siamo a disposizione dei docenti e delle scuole. E a Mira abbiamo approvato il regolamento delle unioni civili, perché rispettiamo chi ha un'idea diversa dalla nostra, che è diversa dal matrimonio, che non va tollerata ma va rispettata. Allora sono i docenti che poi in classe fanno la differenza, perché sono le persone che sono fondamentali. E i ragazzi delle medie, li chiamiamo medie da sempre, la scuola secondaria del primo grado, sono quell'anello debole della scuola italiana, della quale io sono profondamente innamorata, la più bella del mondo, permettetemi, dove bisogna concentrare l'attenzione, l'intenzione e tutte le possibilità che noi abbiamo, perché loro, i nostri ragazzi nella prima adolescenza, sono fragili e c'è un mondo molto pericoloso fuori del cancello di scuola, e allora tutti insieme dobbiamo lavorare, perché noi riceviamo le telefonate dei genitori, stanno spacciando al cancello, mia figlia ha subito violenze, il bullo della scuola ha rubato tutto quello che poteva rubare. Allora chi ha la responsabilità? Tutti abbiamo la responsabilità di quello che non facciamo, e sono pienamente d'accordo sul fatto di concentrare progetti, iniziative, sovvenzioni, partecipazioni su quello che è l'anello più fragile ma anche il più ricco di possibilità, perché lì noi possiamo educare ad essere cittadini meravigliosi i nostri ragazzi. Perdonate l'enfasi, ma quando abbiamo subito il tornado l'8 luglio sono arrivati i ragazzi, sono i miei ragazzi, in bicicletta, alla sera, 60-70 di scout, di volontari, eccetera, e per 3 giorni, con i cittadini che arrivavano da tutte le parti, hanno lavorato con gli adulti, con gli anziani, con le donne, con le mamme, ed erano i nostri ragazzi. Noi dobbiamo essere orgogliosi, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni per aiutarli, tutte, ne abbiamo la responsabilità, e Mira intende fare la sua parte. Da Pippo Civati, chiaramente noi condividevamo tutti quanti i quesiti referendari, condividevamo nel merito, quindi per noi è stato un momento difficile nel momento in cui abbiamo saputo che erano già stati depositati in Cassazione. Devo dire, in questo è mancato un po' di forse raccordo precedentemente, perché avremmo potuto deciderlo insieme. Qualcuno lo sapeva, però io ricordo che quando ci siamo incontrati in ascensore, che mi ha dato il numero, li avevi già depositati, io ho detto guarda che noi abbiamo 1 milione di perplessità, e soprattutto noi appunto abbiamo la politica di ascoltare, come dire, di farci solo portavoce di ciò che ci chiedono le associazioni, il mondo della scuola. In quel momento abbiamo fatto una marea di riunioni e veramente c'erano tante associazioni, tanti sindacati di base, eccetera, che erano scettici sul fatto di fare una raccolta firme in 2 mesi, in estate, e di sprecare semmai questa occasione del referendum. Per cui la tempistica... Siccome benissimo la seconda parte, però devo essere io ho detto a tutti, guardate, ho fatto il giro sono stato 2 volte a casa di Landini, per dire, ma che bello, però cioè, nel senso che io l'avevo detto non a lei personalmente, però capite, questo messaggio era girato. Sulla seconda parte ha ragione, infatti
su quello non sono come Renzi, mi assumo tutte le responsabilità e li rifacciamo insieme alla nostra. Scusate che ho interrotto, ma ci tengo perché sono ossessionato da questa cosa che non parlo con nessuno, non è vero, parlo con tutti. No, ma non voglio dire appunto che assolutamente, certo, era una cosa che sapevo anch'io attraverso i giornali, però è mancata forse una ricerca di un confronto e di una condivisione prima, e soprattutto noi crediamo che il referendum, che è una maggiore espressione della democrazia dal basso, debba essere portato avanti dai comitati e dalle associazioni, cioè a noi, come dire, noi appoggeremo sicuramente un referendum che parta dal basso, come abbiamo fatto con la raccolta firme sull'acqua pubblica, sul nucleare, su tutto il resto, ma per noi il referendum deve restare qualcosa che parte dal basso. E ultima cosa, secondo me è vero che la propaganda renziana è fortissima, quindi che noi abbiamo un gran lavoro da fare, ma proprio per questo noi vogliamo creare veramente una rete coesa di opposizione a Renzi. Per portare 25 milioni di persone a votare è necessario non essere affrettati e avere veramente una rete di associazioni, di comitati che lavorano sui territori in maniera capillare, una rete che non sia solo sulla scuola ma anche su altri temi e che possa finalmente scardinare questa propaganda dei docenti, perché l'opinione pubblica pensa che gli insegnanti non vogliono farsi valutare, che sono fannulloni e hanno 3 mesi di ferie. Noi dobbiamo anche spiegare loro cosa c'è scritto nella buona scuola, ed eventi come questo servono proprio a questo. Noi stiamo pensando all'idea del referendum insieme, appunto, ripeto, deve partire dal basso, quindi saranno le associazioni a proporlo, e in quel caso ovviamente noi, e credo anche Pippo, saremo tutti uniti in questa battaglia sacrosanta. Mia e di quello che vediamo in giro con i miei colleghi, 9 su 10 degli insegnanti italiani sono ottimi insegnanti, quindi è molto più elevata la probabilità di cadere bene che non quella di cadere male, ecco, se dobbiamo ragionare soltanto così. Dopodiché mi veniva in mano, per l'ho dato l'altro giorno a scuola, uno di questi affari, 200 punti per la scuola di Ali e di Aliper, che ti fa cadere le braccia, nel senso che il finanziamento della scuola finisce per passare, no, meglio se la gente fa la spesa da loro e si procura i polvini, però voglio dire, buona scuola, che è una parola che non viene dal linguaggio di Renzi, ma viene da prima, lo sa bene il professor Salmaso, viene dalla proposta di legge di iniziativa popolare di 10-12 anni fa per una buona scuola della Repubblica, no? Che è stata l'unica proposta di legge di iniziativa popolare che è arrivata alle soglie della discussione parlamentare, adesso è stata ripresentata da diversi parlamentari, spero che ci siate anche voi o i vostri colleghi di gruppo fra quelli che l'hanno ripresentata, e Renzi ha avuto la furbizia e l'intelligenza di riproporre questo termine, che era senz'altro fatto con un certo senno, con una certa furbizia, di utilizzarlo per presentare la sua proposta. Ma la proposta di legge sulla buona scuola per la Repubblica rimane ancora in piedi ed è stata riproposta di recente. Dimenticavo prima di dire una cosa: asciugando le possibilità economiche delle scuole e di tutto quello che ci sta attorno, stanno mettendo in discussione quella che è l'integrazione scolastica delle persone disabili. E questo è un fatto molto grave, perché non è tanto nella scuola che questo accade, quanto in tutto ciò che è intorno alla scuola: comuni, ASL, centri di neuropsichiatria che dipendono dalle ASL e quindi a loro volta dalla regione. Signora Baldini, che sei membro della commissione di regione, no? Cioè ci sono tutta una serie di temi che riguardano il rischio che quella legge buona sull'integrazione delle persone handicappate, come si diceva allora, nella scuola di tutti, che è all'avanguardia in Europa. Io dentro la mia scuola seguo in particolare questo argomento, quindi vedo anche come funzionano i centri sia di Venezia sia di Mira, diventi difficile, cioè un genitore tenda a non accettare più, a non vedere più come positiva l'integrazione del suo figlio nella scuola pubblica, perché gli viene a mancare il sostegno dei servizi sociali, dei servizi sanitari della regione, dell'amministrazione comunale, delle accoglienti che il comune oppure l'ASL forniscono, di quella grana che fra poco nascerà di chi seguiva i bambini ciechi e quelli sordi, perché la regione era in capo alle province, perché faceva parte del vecchio capitolo manicomiale delle competenze delle province. Le province sono venute meno, la regione ha fatto una norma transitoria che arriverà
una norma transitoria che arriverà fino a dicembre, dopodiché questi bambini saranno scoperti dei loro facilitatori, cioè di quelle persone che dentro la scuola pubblica, e mi diceva una mamma, a quel punto lì quasi quasi l'integrazione diventa un po' un boomerang, quindi è una cosa che bisogna sostenere in nome dei diritti di chi è più debole e meno può difendersi da solo. Condivido sostanzialmente tutto quello che è stato detto dalle tre persone che mi hanno preceduto, in particolare l'intervento di Silvia Chimetti. Secondo me ha messo bene in luce che cosa c'è scritto nella legge, perché ripeto, penso che le persone sedute qui siano tutte contro quella legge, però imputare a quella legge qualcosa che non è scritto è anche giusto che venga sottolineato. D'altronde la persona che chiedeva, non ricordo, non la vedo più, ecco, citava esplicitamente un comma, prima dicevo sono 212, è vero che è difficile leggere, però io penso anche che di fronte al fatto che qualcuno somigli dicendo alcune cose, se so che mi indicano il comma 16 per Bacco, apro e cerco il comma 16 e vado a leggerlo. Lei l'ha letto molto sinteticamente, non è che dica di più di quello che ha detto, quindi credo che di fronte a determinate accuse uno deve anche provare a capire se sono vere o se sono false. Mi volevo anche riallacciare a un'altra delle cose, ci sono toccate le competenze regionali, comunali, provinciali. Prima la consigliera regionale sottolineava che la Regione Veneto, con altre tre, ha deciso di muoversi con una mozione presso la Corte Costituzionale, invocando la incostituzionalità di alcuni passi della legge. Ha anche spiegato bene che i passi per cui si è mossa la Regione Veneto e le altre sono passi in cui si ha la concorrenza fra la legislazione dello Stato e la legislazione delle regioni. Diciamo che i commi principali che trattano questo, non commi, scusate, gli articoli principali che trattano questo nella Costituzione sono il 117 e il 118. Questa premessa perché? Una notizia lapidaria, 8 ottobre, quindi 2 giorni fa. Il Senato ha approvato oggi l'articolo 31 del DDL Boschi, di revisione della Costituzione. Se l'articolo sarà confermato, nella prossima lettura alla Camera, quindi abbiamo bisogno di un altro passaggio alla Camera, cambierà l'articolo 117 che disciplinava le competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Cambierà soprattutto la legislazione rispetto alla scuola. Allora io non voglio pensare male, invece sì, penso malissimo, ogni tanto tiro tanti porti. È chiaro che nel momento in cui qualcuno ha deciso di muoversi muovendo delle eccezioni di costituzionalità che ci stavano tutte, perché se andate a guardare i motivi forse sono meno plateali di quelli del dirigente scolastico come manager, però sono tutte cose in cui in questo momento la Costituzione italiana assegna potestà in parte alla Regione. Col cambio di quell'articolo cosa succederà? Che queste richieste di andare ad agire di fronte alla Corte Costituzionale, se arriveranno di fronte alla Corte Costituzionale dopo il passaggio del DDL Boschi, saranno sostanzialmente influenti, cioè ci avranno incertettato per l'ennesima volta. Perché tutto questo lungo discorso? Perché io credo che quello che stanno facendo i parlamentari ha un senso. Si muovono anche a vari livelli, mi ha fatto capire che si muovono in Parlamento, ma si muovono anche in Regione, si muovono. Io però credo che la cosa fondamentale è quella di far capire ai cittadini che sono i cittadini che si devono muovere, che sono i cittadini che prima o poi dovranno tornare a decidere per favore non fate in modo che vada a votare il 35% delle persone, perché questo è quello che sta succedendo in proiezione futura. Ridiventiamo cittadini, riappropriamoci di questo che è il nostro diritto ed è l'unico strumento per mandare a casa determinate persone. Quindi il mio invito è non solo a seguire quello che fanno le persone che sono qui, credo che a vario livello hanno già manifestato che si sono mosse, che ce la stanno mettendo tutti. Soprattutto fate passaparola, fate in modo che quello che avete sentito stasera venga veicolato anche ad altre persone, fate in modo che anche altri si rendano conto di come la crisi democratica che stiamo vivendo
è un incastro di tutti i procedimenti che in questo momento stanno passando a livello di governo, e che questi procedimenti non ricadono sui parlamentari, sulla modalità con cui verranno scelti per andare al Senato, ricadono su di noi, perché noi non riusciremo a mandare su più nessuno che ci rappresenti, e quelli che sono su adesso agiscono esattamente così. Avete trovato qualcosa che potrebbe far cadere almeno parte della legge 107? Bene, noi modifichiamo la Costituzione. Ecco, io credo che queste cose vadano dette esplicitamente, ed è questo che li dobbiamo accusare. La legge 107 è un tassello, ma le cose di cui li possiamo accusare sono tante, basta avere consapevolezza. L'unica di cui non li possiamo accusare è il genere, però. Chiave. E mi dispiace non essere arrivata prima, ma è uno dei pochi luoghi, spazi enunciati per trattare della buona scuola, perché da quando è stata pubblicata questa pseudo partecipazione non si discute più da nessuna parte, meno che mai a scuola, meno che mai con i ragazzi. Naturalmente come docente di diritto io non mi posso esimere di parlare né di diritto né di uguaglianza come tutela delle differenze, né di questioni di genere, perché riguarda espressamente la disciplina del mio insegnamento, e per questo io sono qua per chiedere agli amministratori, e in questa sede dove mi sembra che ci sia tanta gente quanta non ne ho più visto recentemente nelle riunioni, sia specificamente politiche che anche di territorio, diciamo, di promuovere per favore processi, dato che questo terreno è così fertile, questa città, questo territorio è fertile, non come il mio, di promuovere processi partecipativi dove possono essere coinvolti tutti i soggetti interessati alla scuola e non soltanto i soggetti tradizionali, perché questo discorso della valutazione dei genitori è interessante, nel senso che di fatto nella scuola, nella legge, non solo non c'è nessun criterio valutativo utilizzabile, ma in realtà se ci mettessimo tutti intorno ad esprimere i nostri, non dico desideri, ma come possiamo, i nostri pensieri, ma come immaginiamo una buona scuola, forse potremmo anche cambiare rispetto a quelli che sono i ruoli già predisposti. C'è insoddisfazione tra i docenti, c'è insoddisfazione tra i genitori, c'è insoddisfazione tra gli studenti, che sono assolutamente esclusi dall'informazione, altro che accesso e partecipazione. Quindi io propongo e promuovo, se possibile, di diffondere, disseminare, come si dice adesso, per i progetti pubblici questa cosa. C'è un coordinamento Salva Costituzione che si è costituito recentemente in Veneto. Per chi è interessato posso lasciare anche, ma si trova online, si è costituito, e c'è una carta della partecipazione che almeno può essere promossa per cambiare e per essere promossa localmente nei comuni, nelle unioni di comuni, nei luoghi dove le persone partecipano con i decisori al governo del territorio. Questa carta della partecipazione si può trovare nel sito dell'Associazione Italiana Partecipazione AIC2 e secondo me è uno strumento anche per verificare cosa serve la partecipazione. Grazie. L'interpretazione mia e di quello che vediamo in giro con i miei colleghi, 9 su 10 degli insegnanti italiani sono ottimi insegnanti, quindi è molto più elevata la probabilità di cadere bene che non quella di cadere male, ecco, se dobbiamo ragionare soltanto così. Dopodiché mi veniva in mano, perché ho trovato l'altro giorno a scuola, uno di questi affari, 200 punti per la scuola di Ali e di Aliper, che ti fa cadere le braccia, nel senso che il finanziamento della scuola finisce per passare, no, meglio se la gente non fa la spesa da loro e si procura i bollini, però voglio dire, buona scuola, che è una parola che non viene dal linguaggio di Renzi, ma viene da prima, lo sa bene il professor Salmaso, viene dalla proposta di legge di iniziativa popolare di 10-12 anni fa per una buona scuola della Repubblica, no? Che è stata l'unica proposta di legge di iniziativa popolare che è arrivata alle soglie della discussione parlamentare, adesso è stata ripresentata da diversi parlamentari, spero che ci siate anche voi o i vostri colleghi di gruppo fra quelli che l'hanno ripresentata, e Renzi ha avuto la furbizia e l'intelligenza di riproporre questo termine che era senz'altro fatto con un certo senno, con una certa furbizia, di utilizzarlo per presentare la sua proposta. Ma la proposta di legge sulla buona scuola per la Repubblica rimane ancora in piedi ed è stata riproposta di recente. Dimenticavo prima di dire una cosa, asciugando
le possibilità economiche delle scuole e di tutto quello che ci sta attorno, stanno mettendo in discussione quella che è l'integrazione scolastica delle persone disabili. E questo è un fatto molto grave, perché non è tanto nella scuola che questo accade, quanto in tutto ciò che è intorno alla scuola, comuni, ASL, centri di neuropsichiatria che dipendono dalle ASL e quindi a loro volta dalla regione. Signora Baldini, che sei membro della commissione di regione, no? Cioè ci sono tutta una serie di temi che riguardano il rischio che quella legge buona sull'integrazione delle persone handicappate, come si diceva allora, nella scuola di tutti, che è all'avanguardia in Europa. Io dentro la mia scuola seguo in particolare questo argomento, quindi vedo anche come funzionano i centri sia di Venezia sia di Mira, diventi difficile, cioè un genitore tenda a non accettare più, a non vedere più come positiva l'integrazione del suo figlio nella scuola pubblica, perché gli viene a mancare il sostegno dei servizi sociali, dei servizi sanitari della regione, dell'amministrazione comunale, delle accoglienti che il comune oppure l'ASL forniscono, di quella grana che fra poco nascerà di chi seguiva i bambini ciechi e quelli sordi, perché la regione era in capo alle province, perché faceva parte del vecchio capitolo manicomiale delle competenze delle province. Le province sono venute meno, la regione ha fatto una norma transitoria che arriverà fino a dicembre, dopodiché questi bambini saranno scoperti dei loro facilitatori, cioè di quelle persone che dentro la scuola pubblica, e mi diceva una mamma, a quel punto lì quasi quasi l'integrazione diventa un po' un boomerang, quindi è una cosa che bisogna sostenere in nome dei diritti di chi è più debole e meno può difendersi da solo. Condivido sostanzialmente tutto quello che è stato detto dalle tre persone che mi hanno preceduto, in particolare l'intervento di Silvia Chimetti. Secondo me ha messo bene in luce che cosa c'è scritto nella legge, perché ripeto, penso che le persone sedute qui siano tutte contro quella legge, però imputare a quella legge qualcosa che non è scritto è anche giusto che venga sottolineato. D'altronde la persona che chiedeva, non ricordo, non la vedo più, ecco, citava esplicitamente un comma, prima dicevo sono 212, è vero che è difficile leggere, però io penso anche che di fronte al fatto che qualcuno somigli dicendo alcune cose, se so che mi indicano il comma 16 per vago, apro e cerco il comma 16 e vado a leggerlo. Lei l'ha letto molto sinteticamente, non è che dica di più di quello che ha detto, quindi credo che di fronte a determinate accuse uno deve anche provare a capire se sono vere o se sono false. Mi volevo anche riallacciare a un'altra delle cose, si sono toccate le competenze regionali, comunali, provinciali. Prima la consigliera regionale sottolineava che la regione Veneto, con altre tre, ha deciso di muoversi con una mozione presso la Corte Costituzionale, invocando la incostituzionalità di alcuni passi della legge. Ha anche spiegato bene che i passi per cui si è mossa la Regione Veneto e le altre sono passi in cui si ha la concorrenza fra la legislazione dello Stato e la legislazione delle regioni. Diciamo che i commi principali che trattano questo, non commi, gli articoli principali che trattano questo nella Costituzione sono il 117 e il 118. Questa premessa perché una notizia lapidaria, 8 ottobre, quindi 2 giorni fa. Il Senato ha approvato oggi l'articolo 31 del DDL Boschi, di revisione della Costituzione. Se l'articolo sarà confermato, nella prossima lettura alla Camera, quindi abbiamo bisogno di un altro passaggio alla Camera, cambierà l'articolo 117 che disciplinava le competenze legislative dello Stato e delle Regioni. Cambierà soprattutto la legislazione rispetto alla scuola. Allora io non voglio pensare male, invece sì, penso malissimo, ogni tanto tiro tanti porti. È chiaro che nel momento in cui qualcuno ha deciso di muoversi, muovendo delle eccezioni di costituzionalità che ci stavano tutte, perché se andate a guardare i motivi, forse sono meno plateali di quelli del dirigente scolastico come manager, però sono tutte cose in questo momento la Costituzione italiana assegna potestà in parte alla Regione,
Col cambio di quell'articolo, cosa succederà? Che queste richieste di andare ad agire di fronte alla Corte Costituzionale, se arriveranno di fronte alla Corte Costituzionale dopo il passaggio del DDL Boschi, saranno sostanzialmente influenti, cioè ci avranno incartato per l'ennesima volta. Perché tutto questo lungo discorso? Perché io credo che quello che stanno facendo i parlamentari ha un senso. Si muovono anche a vari livelli, mi ha fatto capire che si muovono in Parlamento, ma si muovono anche in Regione, si muovono. Io però credo che la cosa fondamentale è quella di far capire ai cittadini che sono i cittadini che si devono muovere, che sono i cittadini che prima o poi dovranno tornare a decidere. Per favore, non fate in modo che vada a votare il 35% delle persone, perché questo è quello che sta succedendo in proiezione futura. Ridiventiamo cittadini, riappropriamo di questo che è il nostro diritto ed è l'unico strumento per mandare a casa determinate persone. Quindi il mio invito è non solo a seguire quello che fanno le persone che sono qui, credo che a vario livello hanno già manifestato che si sono mosse, che ce la stanno mettendo qui. Soprattutto fate passaparola, fate in modo che quello che avete sentito stasera venga veicolato anche ad altre persone, fate in modo che anche altri si rendano conto di come la crisi democratica che stiamo vivendo è un incastro di tutti i procedimenti che in questo momento stanno passando a livello di governo e che questi procedimenti non ricadono sui parlamentari, sulla modalità con cui verranno scelti per andare al Senato, ricadono su di noi, perché noi non riusciremo a mandare su più nessuno che ci rappresenti e quelli che sono su adesso agiscono esattamente così. Avete trovato qualcosa che potrebbe far cadere almeno parte della legge 107? Bene, noi modifichiamo la Costituzione. Ecco, io credo che queste cose vadano dette esplicitamente ed è di questo che li dobbiamo accusare. La legge 107 è un tassello, ma le cose di cui li possiamo accusare sono tante. Basta avere consapevolezza. L'unica di cui non li possiamo accusare è il gender, però. Una volta che ho sentito parlare di gender, ho pensato subito che era l'ennesima trovata pubblicitaria per nascondere ciò che di veramente odioso ci può essere in questa riforma. Quindi assolutamente condivido le parole della parlamentare e dell'assessora, e assolutamente è proprio una strumentalizzazione ad hoc da parte o della politica o di qualche associazione, come abbiamo detto prima, estranista. Grazie. Superiore di San Donato, di Piave, vengo da San Donato, mi spiace sono di San Donato di Piave e mi dispiace non essere arrivata prima, ma è uno dei pochi luoghi, spazi enunciati per trattare della buona scuola, perché da quando è stata pubblicata questa pseudo partecipazione non si discute più da nessuna parte, meno che mai a scuola, meno che mai con i ragazzi. Naturalmente come docente di diritto io non mi posso esimere di parlare né di diritto né di uguaglianza come tutela delle differenze né di questioni di genere, perché riguarda espressamente la disciplina del mio insegnamento, e per questo io sono qua per chiedere agli amministratori, e in questa sede dove mi sembra che ci sia tanta gente, guarda, non ne ho più visto recentemente nelle riunioni, sia specificamente politiche che anche di territorio, diciamo, di promuovere per favore processi, dato che questo terreno è così fertile, questa città, questo territorio è fertile, non come il mio, di promuovere processi partecipativi dove possono essere coinvolti tutti i soggetti interessati alla scuola e non soltanto i soggetti tradizionali, perché questo discorso della valutazione dei genitori è interessante, nel senso che di fatto nella scuola, nella IESE, non solo non c'è nessun criterio valutativo utilizzabile, ma in realtà se ci mettessimo tutti intorno ad esprimere i nostri, non dico desideri, ma come possiamo, i nostri pensieri, ma come immaginiamo una buona scuola, forse potremmo anche cambiare rispetto a quelli che sono i ruoli già predisposti. C'è insoddisfazione tra i docenti, c'è insoddisfazione tra i genitori, c'è insoddisfazione tra gli studenti, che sono assolutamente esclusi dall'informazione, altro che accesso e partecipazione. Quindi io propongo e promuovo, se possibile, di diffondere, disseminare
già adesso per i progetti pubblici questa cosa. C'è un coordinamento salva Costituzione che si è costituito recentemente in Veneto. Per chi è interessato posso lasciare anche, ma si trova online, si è costituito e c'è una carta della partecipazione che almeno può essere promossa per cambiare e per essere promossa localmente nei comuni, nelle unioni di comuni, nei luoghi dove le persone partecipano con i decisori al governo del territorio. Questa carta della partecipazione si può trovare nel sito dell'Associazione Italiana Partecipazione AIC2 e secondo me è uno strumento anche per verificare cosa serve la partecipazione. Grazie. Grazie mille. Domande rapide a andando in tema tecnico. Gianluca Costrillo, insegno al liceo musicale di Venezia. La prima domanda è sui 500-400 euro di bonus per la formazione. Le notizie sono estremamente contraddittorie, soprattutto per un punto. Io insegno musica, i biglietti dei concerti, in cui si dice che non possono essere rimborsati in quanto il biglietto non è nominato. Stessa cosa per la questione dei musei. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, il discorso alternanza scuola-lavoro in cui noi ai licei siamo chiamati. I fondi previsti, anche su questo c'è estremamente poca chiarezza. Sembra che addirittura non ci sia nulla. Terza cosa che pongo anche alla vostra attenzione, insegnando al liceo musicale, se dovesse per desgrazia uscire per i licei musicali la prova di tecnologie multimediali, il 90%-95% dei licei consegnerebbe, in tutta Italia, consegnerebbe la prova in bianco perché nessun liceo musicale ha l'attrezzatura adatta per fare la prova di informatica e di tecnologia. Anche su questo c'è una proposta, una soluzione. Ultima cosa che chiedo, il discorso ma sempre collegato alla scuola e alla musica. L'ultima legge sul finanziamento alle associazioni musicali ha portato a un terribile appiattimento delle associazioni che operano sul territorio e sulla diffusione della musica anche per i giovani, addirittura con qualcuno all'azzeramento totale dei finanziamenti. C'è qualcosa che la Regione può fare? Cito 2 o 3 casi. Agli amici della musica di Padova che meno 20.000 euro, il Festival di Portogruaro 0, le settimane musicali all'Olimpico a Vicenza 0. La Regione ha intenzione perché la musica per i giovani è un elemento di grande formazione e di educazione. Grazie. Grazie a lei. Secondo me negativi di previsione. La piazza non è mai stata ascoltata nonostante sia stata strapiena. Il treno del Premier corre veloce e non guarda ai lati né dietro cosa sta succedendo. Secondo, si ha intenzione di tirare avanti fino al 2018. Un'occasione su questa legge, per rispondere a questa legge, era il referendum. Perché non è stato accolto, discusso, appoggiato? Si attendevano momenti migliori, era posto male. Adesso è il momento giusto probabilmente, perché il ferro era caldo. Aspettiamo quando, forse dico era stato posto male, non c'erano le alleanze giuste. Non voglio dividere i relatori, ma vorrei che ci fosse chiarezza su questo. Io che sono il portiere. Ma ci sono anche delle foto. È una testimonianza, sono un attivista da circa 2 mesi e faccio un lavoro che potrebbe essere interessante per molti di voi, cioè nel senso che hanno bambini, figli disoccupati. Io mi occupo del Fondo Sociale Europeo e insegno con il Fondo Sociale Europeo, dove ho scoperto anche naturalmente, come in tanti settori, diciamo le magna o cose del genere, ma quelle le ho già denunciate i miei rappresentanti a livello del Parlamento Europeo. Per quanto riguarda invece il discorso pratico, voi non so se lo sapete, ma c'è la possibilità per un ragazzo che io insegno da 15 a 29 e da 35 in su perché ha perso il lavoro. Ovviamente sono 2 corsi diversi. Ecco, da 15 a 29 quindi io raccolgo quello che i miei colleghi insegnanti di ruolo o non di ruolo hanno seminato e vi posso dire che la cosa è abbastanza allarmante. Nel senso che io noto una mancanza di senso civico e una mancanza di cultura generale che è spaventosa. Cioè nel senso che in aula, per esempio, a parte il fatto che uno non si alza quando è l'insegnante, che quello si può anche passarci sopra,
ma per esempio io mi ricordo che quando ho fatto il diploma nel 65, diciamo, la scuola era un po' diversa e la scuola addirittura veniva contrattata dai datori di lavoro per assumere le persone, cosa che noi stiamo facendo col Fondo Sociale Europeo. Quindi in pratica noi troviamo con le associazioni di categoria le aziende che assumono, li selezioniamo questi ragazzi se ci vengono segnalati o dalle liste di occupazione oppure dalle aziende, li facciamo fare 2 mesi di specializzazione in aula e 3 mesi di stage, vengono retribuiti dal Fondo Sociale Europeo sia loro che gli insegnanti, e dopodiché c'è molta gente che l'80% posso dire di quelli che vengono in aula trovano lavoro o a tempo determinato o indeterminato o a partita IVA, comunque trovano un lavoro. Questo da 15 a 29. Diciamo che il grosso problema qual è? Che dobbiamo, con qualsiasi argomento che trattiamo, non si sa se cominciare da Adamo ed Eva oppure da cominciare dalla seconda guerra di indipendenza oppure cominciare dopo la seconda guerra mondiale. Grazie mille. Poi c'è ancora da... Per quanto riguarda il discorso della musica, non so se sapete che non so se sapete, uno degli ultimi, anzi l'ultimo consiglio regionale è stata votata per il ritiro di un emendamento e appunto è stato tagliato di 50 milioni gran parte del bilancio, delle risorse appunto in bilancio. Di questi 50 milioni molti erano per il sociale e per la cultura. Abbiamo fatto una grandissima battaglia e alcune trattative tra consiglieri e giunta. Alla fine siamo riusciti, insieme alle altre opposizioni, a salvare una parte abbastanza consistente del sociale, mentre la parte relativa alla cultura è stata tagliata di netto proprio per la mancanza di risorse, a detta dell'assessore competente, a causa dei tagli presi dal governo Renzi. Quindi a questo punto penso che da parte della Regione vi sia completa indisponibilità in questo senso, tanto che noi abbiamo fatto anche una provocazione a fine consiglio, cioè quella di togliere la parolina cultura dalle competenze dell'assessorato. E quindi per dire che il Movimento non fa proposte, noi ovviamente le proposte le portiamo avanti, ma come è successo la scorsa settimana ci hanno cassato la proposta di legge di abolizione del finanziamento pubblico ai giornali, ed era la nostra proposta, perché non andava bene a loro, allora è stata cassata. Quindi si torna sempre alla centralità dell'uomo solo al comando, in cui adesso il nuovo metodo, prima si facevano i decreti, adesso si fanno le leggi delega, quindi siamo andati oltre, in cui si obbliga, qualche volta è stata messa anche la fiducia su queste leggi delega, quindi una delega in bianco al governo, in particolare una persona sola, a fare le leggi, quindi il Parlamento è completamente esautorato, potremmo tranquillamente chiudere, forse spenderemo di meno, però saremo in una dittatura. Questo è l'idea, quello che sta venendo avanti. Sempre il collaboratore scolastico parlava delle pulizie e dei servizi di guardiania. Qui in particolare a Mira abbiamo sollevato con anche l'assessore e anche i comuni vicini a Spinea, abbiamo fatto sopralluoghi in tempi non sospetti, prima ancora che venisse fuori la buona scuola, tra virgolette, di questo problema che con i tagli agli istituti i bidelli si trovano ridotte le ore di lavoro. Qui a Mira persone che lavoravano magari 7 ore al giorno sono trovate a lavorare 7 ore a settimana, pur dovendo garantire le stesse cose che facevano prima. Questa è un po' l'idea che si ha della cultura. Prima sulla questione dei tagli mi viene in mente che sempre il primo ministro dice che taglia l'autogruppo, si compra l'aereo presidenziale, e con i soldi che spenderemo tutti i cittadini, perché le tasse le paghiamo tutti, i soldi che per acquistare un jet privato, diciamo così, l'uomo volante, Renzi fuori, non è nuovo queste cose, gli stessi soldi potevano essere equivalgono ai tagli che sono stati fatti sulle borse di studio in tutta Italia. Quindi le scelte della politica sono anche queste, quindi
la persona unica al comando che fa tutto in funzione di se stesso e non nell'interesse dei cittadini. E diceva bene il Signore che dobbiamo svegliarci, perché non possiamo più fare deleghe in bianco a chi ci governa, perché sì, esprimiamo il voto, però dobbiamo controllare che chi mandiamo nelle istituzioni, dal comune, la regione, allo Stato, siano portatori dei nostri interessi e non di qualcuno in particolare. Grazie. Dov'è prof? Mi faccia così. Io le apro le porte del comune di Mira quando vuole, siamo a disposizione, ne parliamo, facciamo un incontro pubblico, l'aspettiamo. E poi vorrei anche dire però che stiamo resistendo, perché Mira è diventata città della musica, noi accogliamo, abbiamo fatto una convenzione con il MIUR per assicurare i prof di musica, per quel poco che riusciamo a fare. Diamo accoglienza a tutti gli eventi delle scuole che hanno l'orchestra di indirizzo musicale gratuitamente nel nostro teatro, nella nostra villa, in tutti gli spazi. E abbiamo entrambi gli istituti comprensivi, lo dico con orgoglio, anche se non è il mio lavoro, non è il mio merito, le scuole di indirizzo musicale, e gli studenti ci sono, e i ragazzi ci sono, vanno il pomeriggio, studiano, le famiglie li accompagnano, ci sono. Quindi dobbiamo resistere, vi prego, resistete con noi, tutto qua. In settembre doveva essere fatto il decreto, era una stupidaggine perché non puoi fare un decreto con una carta e capire come si dice, proprio una sciocchezza, infatti non l'ha fatto. Allora adesso il Ministro ha detto che nello stipendio di ottobre gli insegnanti troveranno 500 euro. Non ci sono, quindi un'altra bugia, non lo sapevo, sono in pensione, non lo sapevo, quindi un'altra bugia. Avverto che non è stipendio. In diretta. No, perché secondo me qualcuno pensa che gli insegnanti sono scemi, se intanto glieli diamo, così tanto non c'entra col contratto, che è tutto da fare. Questa cosa andrà regolamentata, insomma siamo in attesa, bisogna capire come si gestisce questa cosa. Le indiscrezioni dicono che tanto siamo per portare i biglietti, gli scontrini, poi revisione dei conti sarà un accenno, secondo me, proprio pensata male, le cose vanno pensate e fatte. Non ci sono i concerti, è vero, e questa è una grande stupidaggine, perché io penso e apprezzo la cosa che ha detto adesso l'assessore, tra l'altro mi compiaccio per le cose che ho sentito, io abito a Cadone, che quindi sono un bel comune, ma insomma sento le cose belle di questo comune. La musica è importante per tutti, per via di un emisfero del cervello che è più adatto a recepire e lavorare sulle emozioni, questa è una cosa importante. E questo è un libro. Il secondo telegramma, l'alternanza, ne parlava qualcuno. Io ho fatto un convegno a Piazzola in primavera. Qui c'è nella legge una cosa secondo me importante, è finanziata poco, 100 milioni. La cosa importante dell'alternanza però è che il processo venga governato dalla scuola, perché noi dobbiamo uscire dall'idea che c'è in gran parte di questo mondo, del mondo dell'impresa, non tutti naturalmente, che insomma l'alternanza serve perché il giovane si prepara direttamente al lavoro. È una sciocchezza, i ragazzi hanno bisogno di uscire dalle nostre scuole, lo sanno bene gli insegnanti del superiore in particolare, come si diceva, non con la testa piena, ma con la testa fatta, le conoscenze diventano vecchie nel giro di pochissimo tempo, hanno bisogno di avere strumenti per capire, poi ci penserà dopo l'impresa. L'importante è però che il processo venga governato dalla scuola, perché è uno strumento di apprendimento e che riguarda sia il diritto di cittadinanza che comunque la conoscenza del mondo del lavoro. Qui siamo, come cita il modello tedesco, dimenticando due cose, che in Germania l'alternanza è finanziata da Confindustria per il 60-70%, qui ogni volta che si chiede a Confindustria di finanziare, insomma lo finanziano praticamente. E secondo, che insomma abbiamo nel nostro paese la presenza di un tessuto del 90%, lo sappiamo bene in Veneto, di piccolissime imprese per le quali la cosa presenta un po' di difficoltà. Terzo telegramma, qui sono proprio telegrammi. Anch'io penso che non dobbiamo più chiamarla, proprio deve uscire dall'orizzonte, no? Non chiamiamola più buona scuola, proprio perché Renzi è stato bravo a veicolare questo messaggio, che adesso rimane nell'immaginario collettivo e tu sei costretto a farlo, devi dire che perché non è una buona scuola, quindi non usiamolo più questo termine.
A Treviso, durante una riunione, l'insegnante mi proponeva scuola alla buona. Ecco, quindi che vada meglio. Penso che qualche telegramma proprio veloce, quando si cominciano a mettere in discussione e a sequestrare libri, io ho paura. E questo sta avvenendo da qualche parte. Quindi questa cosa ma anche insomma, anche Giuliano. Scusa Antonio, anche da parte di qualche dirigente scolastico? Sì, no, non ho fatto nomi. Non ho fatto nomi, l'ho subito anch'io perché quando ero maestro portavo a scuola i libri dell'editore Milano, allora, non so se ti ricordi, MC, quindi ho subito anch'io questa cosa. Allora, la dico proprio con un telegramma, stiamo attenti, perché quando si cominciano a censurare, a sequestrare i libri, a me ricordano delle cose terribili della storia dell'Europa. Già l'obbligo a 16 anni è poco rispetto al resto d'Europa e quelli che erano gli strumenti di controllo di anagrafe scolastica erano in capo alle province, quindi adesso anche qui c'è un aspetto. Noi che cerchiamo di seguire il futuro scolastico dei nostri ragazzini terminata la terza media e vediamo delle cose negative e anche delle cose drammatiche, tipo i matrimoni combinati delle bambine che vengono dai paesi arabi, ad esempio, no? Ma anche delle cose semplicemente ragazzina che sta a casa da scuola per accudire i fratellini o perché ha trovato lavoro, no? Cose che sentivo quando cominciavo a lavorare io 40 anni fa e che mi ritrovo adesso in una situazione di ben diverso benessere, no? Quindi questa cosa dell'obbligo a 16 anni, che è ancora poco, ha perso il dato di verifica che era in capo alle province, deve essere recuperata in qualche modo dalla regione per riuscire a capire effettivamente dove vanno a finire i ragazzini. E l'obiettivo ragionevole, diciamo obiettivi di Lisbona, sarebbe quello dell'obbligo a 18 anni. Noi abbiamo questo vincolo positivo che entro il 2020 dovremo avere l'80% di diplomati, cioè entro le classi che sono attualmente la terza media. Questi bambini di terza media di adesso saranno la prima coorte di età che dovrà avere l'80% di diplomati e ne siamo lontani per tanti motivi che riguardano anche una svalorizzazione a livello sociale della scuola, dell'insegnamento e degli apprendimenti. In relazione a quello che dicevo prima su lasciati in pace gli insegnanti, è preoccupante una certa disgregazione sociale che si avverte e che è un po' il rovescio della medaglia dell'uomo solo al comando. È molta della conflittualità nelle scuole fra insegnanti e genitori, è molto il gioco dell'abbiamo ragione noi a tutti i costi. Questo prendendo anche gli insegnanti delle volte, non necessariamente soltanto i genitori. Però è una questione sulla quale si dovrebbe abbassare, diciamo, la fiamma del fornello, perché questa poi alla fine giustifica l'uomo solo al comando, perché l'uomo solo al comando è appunto la risposta veloce che taglia velocemente col coltello queste situazioni di conflitto e che non hanno in fin dei conti ragione di essere, perché ripeto, la maggioranza degli insegnanti sono insegnanti di buona qualità. La questione della fuga all'estero dei ragazzi è brutta da sentir dire, però è vero che il fatto che questi ragazzi poi si trovano molto bene nelle loro professioni vuol dire che con loro la scuola ha funzionato bene, dopodiché senz'altro siamo d'accordo che è molto meglio che rimangano in Italia piuttosto che vadano all'estero. Sì. Un altro motivo per cui vuole essere chiamato bidello e non collaboratore, ha giustamente citato che c'è una legge e sarebbe quella generale sulla sicurezza. In realtà va passata da una legge successiva che è l'81, ma ce n'è una specifica per la scuola e quella ha dei parametri ben precisi. Il problema è che nel 2008, con firma del Presidente della Repubblica, perché noi stiamo lavorando con decreti del Presidente della Repubblica, sottoscritti dal Presidente della Repubblica, si è stabilito che si andava oltre quei limiti. Allora, per questi problemi e per altri, a suo tempo, nel 2005, è iniziato il percorso dell'associazione che io rappresento, cioè delle persone che hanno provato a scrivere una legge di iniziativa popolare. Io vi lascio qua qualche copia, non sto qui a dirvi cosa c'è dentro, però sinteticamente almeno due cose sì. Noi avevamo molto puntato sul numero di alunni e avevamo deciso che il numero di alunni massimo doveva essere 22.
con eventuale riduzione se c'erano presenti di persone diversamente abili. Perché 22? Perché 22 è il numero medio che si usa in Europa. Dopodiché, quando devono dirci che l'Europa ce lo dice, ci dicono tutte le cose per cui ci devono appiattire. In Europa però il numero medio di alunni per classe è 22, quindi noi chiediamo che si arrivi a quello. Come qualcuno lo diceva, fare le nozze con i fichi secchi non va bene con la scuola, abbiamo bisogno di anche impegni di tipo economico, che decida chi ci governa da dove li vuole togliere i soldi, perché c'è la possibilità di toglierli o di non sperperarli. Noi chiediamo che si vada a impegnare il 6% del PIL annuo per la scuola. Perché il 6%? Perché è esattamente la media europea, quindi non stiamo chiedendo assolutamente niente di diverso. Attualmente noi abbiamo il 3,7 maggiorato fino al 4,3 se teniamo conto anche delle spese non pubbliche, cioè che arrivano da alcuni privati. Arrivare a quel 6 significa investire almeno 32 miliardi di euro. Questo è il problema. Noi non chiediamo che avvenga subito, ma se non cominciamo a muoverci in quella direzione, e la legge di stabilità e il documento economico di previsione finanziaria da qui al 2035 ci dice invece che l'impegno è fatto così, segue una curva, io insegno matematica per cui vado a vedere subito queste cose, scende, continua a scendere fino al 2035. Dopodiché il Premier mi dice impegniamo miliardi di euro nuovi, purtroppo anche lì li ha tolti in dicembre con la finanziaria 1 miliardo di euro per poi dire ecco, in gennaio ve li do con la buona scuola. Ma dove li ha tolti quei soldi? Li ha tolti dai settori sempre dell'istruzione e della formazione. Il problema dei bidelli che non possono essere sostituiti, il problema per cui i vicepresidi erano scomparsi improvvisamente e noi abbiamo decine di scuole in cui il preside non c'è, abbiamo bisogno. Quindi facevano parte della finanziaria l'anno scorso, un risparmio di circa 1 miliardo che poi è stato reinvestito in una buona scuola dicendoci guarda qua, noi abbiamo investito, per favore basta farci prendere per il naso, se avete 2 minuti dateci un'occhiata. Là di Piave. E mi dispiace non essere arrivata prima, ma è uno dei pochi luoghi, spazi enunciati per trattare della buona scuola, perché da quando è stata pubblicata questa pseudo partecipazione non si discute più da nessuna parte, meno che mai a scuola, meno che mai con i ragazzi. Naturalmente come docente di diritto io non mi posso esimere di parlare né di diritto né di uguaglianza come tutela delle differenze né di questioni di genere, perché riguarda espressamente la disciplina del mio insegnamento, e per questo io sono qua per chiedere agli amministratori, e in questa sede dove mi sembra che ci sia tanta gente quanta non ne ho più visto recentemente nelle riunioni, sia specificamente politiche che anche di territorio, diciamo, di promuovere per favore processi, dato che questo terreno è così fertile, questa città, questo territorio è fertile, non come il mio, di promuovere processi partecipativi dove possono essere coinvolti tutti i soggetti interessati alla scuola e non soltanto i soggetti tradizionali, perché questo discorso della valutazione dei genitori è interessante, nel senso che di fatto nella scuola, nel paese, non solo non c'è nessun criterio valutativo utilizzabile, ma in realtà se ci mettessimo tutti intorno ad esprimere i nostri, non dico desideri, ma come possiamo, i nostri pensieri, ma come immaginiamo una buona scuola, forse potremmo anche cambiare rispetto a quelli che sono i ruoli già predisposti. C'è insoddisfazione tra i docenti, c'è insoddisfazione tra i genitori, c'è insoddisfazione tra gli studenti, che sono assolutamente esclusi dall'informazione, altro che accesso e partecipazione. Quindi io propongo e promuovo, se possibile, di diffondere, disseminare, come si dice adesso, per i progetti pubblici questa cosa. C'è un coordinamento Salva Costituzione che si è costituito recentemente in Veneto. Per chi è interessato posso lasciare anche, ma si trova online, si è costituito e c'è una carta della partecipazione che almeno può essere promossa per cambiare e per essere promossa localmente nei comuni, nelle unioni di comuni, nei luoghi dove le persone partecipano con i decisori al governo del territorio. Questa carta della partecipazione si può trovare nel sito dell'Associazione Italiana Partecipazione AIC2 e secondo me è uno strumento anche per verificare cosa serve la partecipazione. Tecnico, devo costruire il disegno al liceo musicale di Venezia.
La prima domanda è sui 500-400 euro di bonus per la formazione. Le notizie sono estremamente contraddittorie, soprattutto per un punto. Io insegno musica, i biglietti dei concerti, in cui si dice che non possono essere rimborsati in quanto il biglietto non è nominato. Stessa cosa per la questione dei musei. Questa è la prima domanda. Seconda domanda, il discorso alternanza scuola-lavoro in cui noi ai licei siamo chiamati. I fondi previsti, anche su questo c'è estremamente poca chiarezza, sembra che addirittura non ci sia nulla. Terza cosa che pongo anche alla vostra attenzione, insegnando al liceo musicale, se dovesse sentire per i licei musicali la prova di tecnologie multimediali, il 90%-95% dei licei consegnerebbe in tutta Italia la prova in bianco, perché nessun liceo musicale ha l'attrezzatura adatta per fare la prova di informatica e di tecnologia. Anche su questo c'è una proposta, una soluzione. Ultima cosa che chiedo, il discorso ma sempre collegato alla scuola e alla musica. L'ultima legge sul finanziamento alle associazioni musicali ha portato a un terribile appiattimento delle associazioni che operano sul territorio e sulla diffusione della musica anche per i giovani, addirittura con qualcuno all'azzeramento totale dei finanziamenti. C'è qualcosa che la Regione può fare? Cito 2 o 3 casi. Agli amici della musica di Padova che meno 20.000 euro, il Festival di Portogruaro 0, le settimane musicali all'Olimpico a Vicenza 0. La Regione ha intenzione, perché la musica per i giovani è un elemento di grande formazione e di educazione. La piazza non è mai stata ascoltata nonostante sia stata strapiena. Il treno del Premier corre veloce e non guarda ai lati né dietro cosa sta succedendo. Secondo, si ha intenzione di tirare avanti fino al 2018. Un'occasione su questa legge, per rispondere a questa legge, era il referendum. Perché non è stato accolto, discusso, appoggiato? Si attendevano momenti migliori, era posto male. E adesso è il momento giusto probabilmente, perché il ferro era caldo. Aspettiamo quando, forse era stato posto male, non c'erano le alleanze giuste. Non voglio dividere i relatori, ma vorrei che ci fosse chiarezza su questo. Una testimonianza, sono un attivista da circa 2 mesi e faccio un lavoro che potrebbe essere interessante per molti di voi, cioè nel senso che hanno bambini, figli disoccupati. Io mi occupo del Fondo Sociale Europeo e insegno con il Fondo Sociale Europeo, dove ho scoperto anche naturalmente, come in tanti settori, diciamo, il magna e cose del genere, ma quelle le ho già denunciate ai miei rappresentanti a livello del Parlamento Europeo. Per quanto riguarda invece il discorso pratico, voi non so se lo sapete, ma c'è la possibilità per un ragazzo che io insegno da 15 a 29 e da 35 in su perché ha perso il lavoro. Ovviamente sono 2 corsi diversi. Ecco, da 15 a 29 quindi io raccolgo quello che i miei colleghi insegnanti di ruolo o non di ruolo hanno seminato e vi posso dire che la cosa è abbastanza allarmante. Nel senso che io noto una mancanza di senso civico e una mancanza di cultura generale che è spaventosa. Cioè, nel senso che in aula, per esempio, a parte il fatto che uno non si alza quando è l'insegnante, che quello si può anche passarci sopra, ma per esempio io mi ricordo che quando ho fatto il diploma nel 65, diciamo, la scuola era un po' diversa e la scuola addirittura veniva contattata dai datori di lavoro per assumere le persone. Cosa che noi stiamo facendo col Fondo Sociale Europeo. Quindi in pratica noi troviamo con le associazioni di categoria le aziende che assumono, li selezioniamo questi ragazzi, se ci vengono segnalati o dalle liste di disoccupazione oppure dalle aziende, gli facciamo fare 2 mesi di specializzazione in aula e 3 mesi di stage, vengono retribuiti dal Fondo Sociale Europeo sia loro che gli insegnanti e dopodiché c'è molta gente che l'80% posso dire di quelli che vengono in aula trovano il lavoro o a tempo determinato o indeterminato o a partita IVA, comunque trovano un lavoro. Questo da 15 a 29. Diciamo che il grosso problema qual è? Che dobbiamo, per qualsiasi argomento che trattiamo,
non si sa se cominciare da Medeva oppure da cominciare dalla seconda guerra di indipendenza oppure cominciare dopo la seconda guerra mondiale. Uno degli ultimi, anzi l'ultimo consiglio regionale è stata votata per il ritiro di un emendamento e appunto è stato tagliato di 50 milioni gran parte del bilancio, delle risorse appunto in bilancio. Di questi 50 milioni molti erano per il sociale e per la cultura. Abbiamo fatto una grandissima battaglia e alcune trattative tra consiglieri e giunta. Alla fine siamo riusciti insieme alle altre opposizioni a salvare una parte abbastanza consistente del sociale, mentre la parte relativa alla cultura è stata tagliata di netto proprio per la mancanza di risorse a detta dell'assessore competente a causa dei tagli presi dal governo Renzi. Quindi a questo punto penso che da parte della Regione vi sia completa indisponibilità in questo senso, tanto che noi abbiamo fatto anche una provocazione a fine consiglio, cioè quella di togliere la parolina cultura dalle competenze dell'assessorato. Quindi non fa proposte. Noi ovviamente le proposte le portiamo avanti, ma come è successo la scorsa settimana ci hanno cassato la proposta di legge di abolizione del finanziamento pubblico ai giornali ed era la nostra proposta perché non andava bene a loro, allora è stata cassata. Quindi si torna sempre alla centralità dell'uomo solo al comando, in cui adesso il nuovo metodo, prima si facevano i decreti, adesso si fanno le leggi delega, quindi siamo andati oltre, in cui si obbliga, qualche volta è stata messa anche la fiducia su queste leggi delega, quindi una delega in bianco al governo, in particolare una persona sola, a fare le leggi, quindi il Parlamento completamente esautorato, potremmo tranquillamente chiudere, forse spenderemo di meno, però saremo una dittatura, questo è l'idea, quello che sta venendo avanti. E sempre il collaboratore scolastico parlava delle pulizie e dei servizi di guardiania, qui in particolare a Mira abbiamo sollevato con anche l'assessore e anche i comuni vicini qua di Spinea, abbiamo fatto sopralluoghi in tempi non sospetti, prima ancora che venisse fuori la buona scuola, tra virgolette, di questo problema che con i tagli agli istituti i bidelli si trovano ridotte le ore di lavoro. Qui a Mira le persone che lavoravano magari 7 ore al giorno sono trovate a lavorare 7 ore a settimana, pur dovendo garantire le stesse cose che facevano prima. Questa è un po' l'idea che si ha della cultura. Prima sulla questione dei tagli mi viene in mente che sempre più il ministro dice che taglia l'autogruppo, si compra l'aereo presidenziale e con i soldi che spenderemo tutti i cittadini, perché le tasse le paghiamo tutti, i soldi che per acquistare un jet privato, diciamo così, l'uomo volante, Renzi fuori, non è nuovo queste cose, gli stessi soldi potevano essere equivalgono ai tagli che sono stati fatti sulle borse di studio in tutta Italia, quindi le scelte della politica sono anche queste, quindi la persona unica al comando che fa tutto in funzione di se stesso e non nell'interesse dei cittadini. E diceva bene il Signore che dobbiamo svegliarci perché non possiamo più fare deleghe in bianco a chi ci governa, perché sì, esprimiamo il voto, però dobbiamo controllare che chi mandiamo nelle istituzioni dal comune, la regione, allo Stato, siano portatori dei nostri interessi e non di qualcuno in particolare. Grazie. Dov'è troppo? Mi faccia così. Io le apro le porte del comune di Mira quando vuole, siamo a disposizione, ne parliamo, facciamo un incontro pubblico, l'aspettiamo. E poi vorrei anche dire però che stiamo resistendo, perché Mira è diventata città della musica, noi accogliamo, abbiamo fatto una convenzione con il MIUR per assicurare i prof di musica, per quel poco che riusciamo a fare. Diamo accoglienza a tutti gli eventi delle scuole che hanno le orchestre di indirizzo musicale gratuitamente nel nostro teatro, nella nostra villa, in tutti gli spazi. E abbiamo entrambi gli istituti comprensivi, lo dico con orgoglio, anche se non è il mio lavoro, non è il mio merito, le scuole di indirizzo musicale, e gli studenti ci sono.
e i ragazzi ci sono, vanno il pomeriggio, studiano, le famiglie li accompagnano, ci sono. Quindi dobbiamo resistere, vi prego, resistete con noi, tutto qua. Era una stupidaggine, perché non puoi fare un decreto con una carta e capire come si sente, proprio una sciocchezza, infatti non l'ha fatto. Allora adesso il ministro ha detto che nello stipendio di ottobre gli insegnanti troveranno 500 euro. Non ci sono, quindi un'altra bugia, non lo sapevo, sono in pensione, non lo sapevo, quindi un'altra bugia. Avverto che non è stipendio. In diretta. No, perché secondo me qualcuno pensa che gli insegnanti sono scemi, intanto ce li diamo, così intanto non c'entra col contratto, che è tutto da fare. Questa cosa andrà regolamentata, insomma siamo in attesa, bisogna capire come si gestisce questa cosa. Le indiscrezioni dicono che tanto siamo portare i biglietti, gli scontrini, poi le revisione dei conti era un accenno, secondo me, proprio pensata male, le cose vanno pensate, infatti. Non ci sono i concerti, è vero, e questa è una grande stupidaggine, perché io penso e apprezzo la cosa che ha detto adesso l'assessore, tra l'altro mi compiaccio per le cose che ho sentito, io abito a Cadone, che quindi sono un bel comune, ma insomma sento le cose belle di questo comune. La musica è importante per tutti, per via di un emisfero del cervello che è più adatto a recepire e lavorare sulle emozioni, questa è la cosa importante. E questo è un limite. Secondo telegramma, l'alternanza, ne parlava qualcuno. Io ci ho fatto un convegno a Piazzola in primavera. Qui c'è nella legge, è una cosa secondo me importante, è finanziata poco, 100 milioni. La cosa importante dell'alternanza però è che il processo venga governato dalla scuola, perché noi dobbiamo uscire dall'idea che c'è in gran parte di questo mondo, del mondo dell'impresa, non tutti naturalmente, che insomma l'alternanza serve perché il giovane si prepara direttamente al lavoro. È una sciocchezza, i ragazzi hanno bisogno di uscire dalla nostra scuola, lo sanno bene gli insegnanti delle superiori in particolare, come si diceva, non con la testa piena, ma con la testa fatta. Le conoscenze diventano vecchie nel giro di pochissimo tempo, hanno bisogno di avere strumenti per capire, poi ci penserà dopo l'impresa. L'importante è però che il processo venga governato dalla scuola, perché è uno strumento di apprendimento e che riguarda sia i diritti di cittadinanza che comunque la conoscenza del mondo del lavoro. Qui qualcuno cita il modello tedesco, dimenticando due cose, che in Germania l'alternanza è finanziata da Confindustria per il 60-70%, qui ogni volta che si chiede a Confindustria di finanziare, insomma lo finanziano praticamente. E secondo, che insomma abbiamo nel nostro paese la presenza di un tessuto del 90%, lo sappiamo bene in Veneto, di piccolissime imprese per le quali la cosa presenta un po' di difficoltà. Terzo telegramma, qui sono proprio telegrammi. Anch'io penso che non dobbiamo più chiamarla, proprio deve uscire dall'orizzonte, no? Non chiamiamola più buona scuola, proprio perché Renzi è stato bravo a veicolare questo messaggio, che adesso rimane nell'immaginario collettivo, e tu sei costretto a farlo, devi dirgli che perché non è una buona scuola. Quindi non usiamolo più questo termine. A Treviso, durante una riunione, un insegnante mi proponeva scuola alla luna, che mi pare che vada meglio. Penso che ho fatto il telegramma proprio veloce. Quando si cominciano a mettere in discussione e a sequestrare libri, io ho paura. E questo sta avvenendo da qualche parte. Quindi questa cosa, ma anche Renzi, insomma, anche Giuliano. Scusa Antonio, anche da parte di qualche dirigente scolastico? Sì, no, non ho fatto nomi, l'ho subito anch'io perché quando ero maestro portavo a scuola i libri dell'editore Milano, allora, non so se ti ricordi, MC, quindi ho subito anch'io questa cosa. Allora, la dico proprio con un telegramma, stiamo attenti, perché quando si cominciano a censurare, a sequestrare i libri, a me ricordano delle cose terribili della storia dell'Europa. Già l'obbligo a 16 anni è poco rispetto al resto d'Europa, e quelli che erano gli strumenti di controllo di anagrafe scolastica erano in capo alle province, quindi adesso anche qui c'è un aspetto
noi che cerchiamo di seguire il futuro scolastico dei nostri ragazzini terminata la terza media e vediamo delle cose negative e anche delle cose drammatiche, tipo i matrimoni combinati delle bambine che vengono dai paesi arabi, ad esempio, no? Ma anche delle cose semplicemente ragazzina che sta a casa da scuola per accudire i fratellini o perché ha trovato lavoro, no? Cose che sentivo quando cominciavo a lavorare io 40 anni fa e che mi ritrovo adesso in una situazione di ben diverso benessere, no? Quindi questa cosa dell'obbligo a 16 anni, che è ancora poco, ha perso il dato di verifica che era in capo alle province, deve essere recuperata in qualche modo dalla regione per riuscire a capire effettivamente dove vanno a finire i ragazzini. E l'obiettivo ragionevole, diciamo obiettivi di Lisbona, sarebbe quello dell'obbligo a 18 anni. Noi abbiamo questo vincolo positivo che entro il 2020 dovremo avere l'80% di diplomati, cioè entro le classi che sono attualmente la terza media. Questi bambini di terza media di adesso saranno la prima coorte di età che dovrà avere l'80% di diplomati e ne siamo lontani per tanti motivi che riguardano anche una svalorizzazione a livello sociale della scuola, dell'insegnamento e degli apprendimenti. In relazione a quello che dicevo prima su lasciati in pace gli insegnanti, è preoccupante una certa disgregazione sociale che si avverte e che è un po' il rovescio della medaglia dell'uomo solo al comando. È molta della conflittualità nelle scuole fra insegnanti e genitori, è molto il gioco dell'abbiamo ragione noi a tutti i costi. Questo pretendendo anche gli insegnanti delle volte, non necessariamente soltanto i genitori. Però è una questione sulla quale si dovrebbe abbassare, diciamo, la fiamma del fornello, perché questa poi alla fine giustifica l'uomo solo al comando, perché l'uomo solo al comando è appunto la risposta veloce che taglia velocemente col coltello queste situazioni di conflitto e che non hanno in fin dei conti ragione di essere, perché ripeto, la maggioranza degli insegnanti sono insegnanti di buona qualità. La questione della fuga all'estero dei ragazzi è brutta da sentir dire, però è vero che il fatto che questi ragazzi poi si trovano molto bene nelle loro professioni vuol dire che con loro la scuola ha funzionato bene, dopodiché senz'altro siamo d'accordo che è molto meglio che rimangano in Italia piuttosto che vadano all'estero. Lui vuole essere chiamato fidelio e non collaboratore. Ha giustamente citato che c'è una legge che sarebbe quella generale sulla sicurezza. In realtà va passata da una legge successiva che è l'81, ma ce n'è una specifica per la scuola e quella ha dei parametri. Il problema è che nel 2008, con firma del Presidente della Repubblica, perché noi stiamo lavorando con decreti del Presidente della Repubblica, sottoscritti dal Presidente della Repubblica, si è stabilito che si andava oltre quei limiti. Allora, per questi problemi e per altri, a suo tempo, nel 2005, è iniziato il percorso della situazione che io rappresento, cioè delle persone che hanno provato a scrivere una legge di iniziativa popolare. Io vi lascio qua qualche copia, non sto qui a dirvi cosa c'è dentro, però sinteticamente almeno due cose sì. Noi avevamo molto puntato sul numero di alunni e avevamo deciso che il numero di alunni massimo doveva essere 22, con eventuale riduzione se c'erano presenti di persone diversamente abili. Perché 22? Perché 22 è il numero medio che si usa in Europa. Dopodiché, quando devono dirci che l'Europa ce lo dice, ci dicono tutte le cose per cui ci devono appiattire. In Europa però il numero medio di alunni per classe è 22, quindi noi chiediamo che si arrivi a quello. Come qualcuno lo diceva, fare le nozze con i figli secchi non va bene con la scuola, abbiamo bisogno di anche impegni di tipo economico, che decida chi ci governa da dove li vuole togliere i soldi, perché c'è la possibilità di toglierli o di non sperperarli. Noi chiediamo che si vada a impegnare il 6% del PIL annuo per la scuola. Perché il 6%? Perché è esattamente la media europea, quindi non stiamo chiedendo assolutamente niente di diverso. Attualmente noi abbiamo il 3,7 maggiorato fino al 4,3 se teniamo conto anche delle spese non pubbliche, cioè che arrivano da alcuni privati. Arrivare a quel 6 significa investire almeno 32 miliardi di euro. Questo è il punto. Noi non chiediamo che avvenga subito, ma se non cominciamo a muoverci in quella direzione, e la legge di stabilità e il documento economico di previsione finanziaria da qui al 2035 ci dice invece che l'impegno è fatto così, segue una curva, io insegno matematica per cui vado a vedere subito queste cose, scende, continua a scendere fino al 2035.
Dopodiché il Premier mi dice impegniamo miliardi di euro nuovi. Purtroppo anche lì li ha tolti in dicembre con la finanziaria, 1 miliardo di euro, per poi dire ecco, in gennaio ve li do con la buona scuola. Ma dove li ha tolti quei soldi? Li ha tolti dai settori sempre dell'istruzione e della formazione. Il problema dei livelli che non possono essere sostituiti, il problema per cui i vicepresidi erano scomparsi improvvisamente, e noi abbiamo decine di scuole in cui il preside non c'è, abbiamo bisogno. Quindi facevano parte della finanziaria l'anno scorso, un risparmio di circa 1 miliardo che poi è stato reinvestito in una buona scuola dicendoci guarda qua, noi abbiamo investito, per favore basta farci prendere per il naso, se avete 2 minuti dateci un'occhiata.